le 12 in punto di questo venerdì 9 giugno, buongiorno e ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3. Anche oggi vi accompagneremo con tutti gli aggiornamenti che arrivano dalle nostre redazioni del Veneto, tanta cronaca in primo piano, ma poi spazio anche con i nostri ospiti, collegamenti per approfondire alcune tematiche e alcuni appuntamenti per il prossimo weekend, e poi faremo anche un viaggio a Faenza con un collegamento in diretta con un cittadino, in studio con me un volontario trevigiano che ha fatto parte di quell'esercito di volontari andati nei giorni scorsi ad aiutare le popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna. Tutto questo dunque per questa prima edizione, ma iniziamo come detto con la cronaca e purtroppo con l'ennesima vittima sulle strade del Veneto. Si tratta di un 22enne, Francesco Prandini il suo nome, un ragazzo morto in un incidente avvenuto nella serata di ieri a Villa Bartolomea, siamo in provincia di Verona. Il giovane, che viveva nel paese della Bassa Veronese, ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro le colonne di un capitello. Il 22enne è morto per i gravi traumi riportati. Inutili i soccorsi dei sanitari del SUEM giunti immediatamente sul posto insieme ai carabinieri di Castagnaro per i rilievi di legge. Ha superato molto bene il nuovo intervento al cuore il sindaco di Padova, Sergio Giordani, che da un paio di giorni è ricoverato in azienda ospedaliera. Le dimissioni dall'ospedale sono previste in giornata per il sindaco di Padova, Sergio Giordani, che è stato ricoverato mercoledì nel reparto di cardiologia per una recidiva di flutter atriale. Giordani è stato operato ieri pomeriggio dal professor Sabino Iliceto, direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia dell'azienda ospedaliera. È stato sottoposto ad un'ablazione transcatetere con radiofrequenza dall'equipe di elettrofisiologia. Da Palazzo Moroni fanno sapere che l'intervento era programmato. La procedura eseguita in anestesia generale ha ripristinato il normale ritmo cardiaco ed è stata ben tollerata, spiega la nota ufficiale. Dopo le dimissioni, Giordani dovrà rimanere per qualche giorno in convalescenza. Il sindaco è atteso in pubblico per le celebrazioni della festa di Sant'Antonio il 13 giugno, data in cui ricorre il primo anniversario della sua rielezione a sindaco. Durante la prima campagna elettorale, invece, nel 2017, l'ictus che lo portò al ricovero, ma Giordani non si fermò e vinse al ballottaggio contro Massimo Bitonci. Da allora il sindaco si sottopone a controlli periodici per la sua alterazione del ritmo cardiaco. Nel 2018 infatti era stato sottoposto ad un'operazione simile. Condannato per stupro dopo aver chiesto vendetta sui social, si presenta in carcere ma viene respinto. Intanto la vittima della violenza pensa alla querela per i nuovi insulti ricevuti. Abbiamo parlato direttamente ovviamente con la ragazza, con la madre, e mi sono consultata anche con l'avvocato Vinci, che è stato codifensore in primo e secondo grado, e abbiamo deciso di attivarci e proporre una querela. Una sentenza che doveva mettere la parola fine ad una vicenda che l'aveva segnata per sempre, riapre invece nuove profonde ferite, le stesse di 8 anni fa, quando, dopo la denuncia per la violenza subita, aveva dovuto difendersi dagli attacchi arrivati via social. La vittima, allora quindicenne, adesso 23enne, intende querelare Filippo Roncato, il giovane condannato per stupro, che ha scelto Instagram per sfogarsi. Chi mi ama mi vendichi, ha scritto dopo aver ascoltato la sentenza di rigetto del ricorso presentato alla Corte di Cassazione, che lo condanna in modo definitivo a scontare 6 anni di carcere. Il 27enne di Loreggia invitava gli amici a fargli giustizia, ricordando che, a suo dire, la minore sarebbe stata consenziente. I fatti risalgono al 21 agosto del 2015 ed erano avvenuti nella discoteca Baita al Lago di Castelfranco Veneto. Ieri il 27enne ha aggiornato tutti i social di essersi presentato al carcere di Bollate prima ancora che venisse emessa l'ordinanza di custodia cautelare e quindi al momento è ancora a piede libero a Milano e sui social posta una foto dell'esterno del carcere, mentre la sua vittima è ancora presa di mira sui social network. È condannato ad 11 anni un uomo che minacciava e malmenava la compagna. Il giudice però esclude l'aggravante del metodo mafioso.
Ha perseguitato per 2 anni la sua ex compagna, una quarantenne dell'Alta Padovana che, esasperata, lo aveva denunciato. Un 33enne calabrese è stato condannato a 11 anni e 6 mesi per estorsione e stalking. Alla fine il giudice ha accolto le richieste del pubblico ministero della DDA di Venezia, escludendo però l'aggravante del metodo mafioso. Dopo aver frequentato la donna per circa un anno, dal 2019 al 2020, l'uomo aveva iniziato a malmenarla e a minacciarla. La Guardia di Finanza, a cui si era rivolta la quarantenne, aveva scoperto legami tra il 33enne e alcune cosche dell''ndrangheta. L'uomo era accusato di estorsione, stalking, violenza privata, tentata rapina, furto e detenzioni di armi. La quarantenne era stata costretta a trasferirsi dall'Alta Padovana con le figlie. Per lei è stato disposto anche un risarcimento di 70.000 euro. Arrivati gli esiti degli esami sullo scheletro ritrovato qualche mese fa a Marghera, non si tratta di Isabella Noventa. È di un uomo lo scheletro trovato il 30 gennaio tra i rovi di una rotonda in via della Chimica a Marghera durante i lavori di sfalciatura del verde di un'area abbandonata. Finiscono dunque le speranze per i familiari di Isabella Noventa, la segretaria di Albignasego, uccisa nel gennaio del 2016 dai fratelli Freddy e Deborah Sorgato con la complicità dell'ex amante di lui, la tabaccaia Manuela Cacco. I resti di Isabella sono stati fatti sparire nel nulla dai 3 condannati in via definitiva per il delitto. Gli esiti degli esami del DNA hanno confermato un solo dato certo: lo scheletro di un uomo. Il medico legale ha confermato poi che il decesso potrebbe risalire a 7 anni fa, una coincidenza temporale che aveva fatto supporre inizialmente che potesse trattarsi proprio di Isabella Noventa. Per di più, il cellulare di Freddy Sorgato venne agganciato in zona proprio nei giorni seguenti il delitto. Non è stato invece possibile chiarire le cause della morte. Il DNA dello scheletro è stato archiviato in attesa di avviare una comparazione con eventuali persone scomparse. Blitz della Guardia di Finanza nella Corte dello Spaccio ad Orcugnano, siamo in provincia di Vicenza, dove sono state perquisite 3 palazzine, sgominato un gruppo criminale dedito al traffico di stupefacenti, arrestati 5 nigeriani per spaccio e ricettazione, sequestrate 600 dosi di stupefacente, 12.000 euro in contanti, oltre a 7 computer. Lo stupefacente era destinato anche alle piazze vicentine. Allora ci racconta tutto in collegamento la nostra Luisa Bertini insieme al comandante provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza. Buongiorno comandante, buongiorno Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del comandante provinciale della Guardia di Finanza Cosmo Virgilio per un'importante operazione che è stata portata avanti ad Arcugnano che riguarda lo spaccio Piazze Pulite. Cosa avete trovato in queste palazzine? Intanto eravamo un'accorte con diversi immobili all'ingresso di Arcugnano e all'interno della quale c'erano diversi nuclei familiari di nigeriani. Abbiamo trovato una situazione abbastanza degradata, oltre ad aver rinvenuto più di 600 dosi di stupefacenti, in particolare crack e cocaina. Abbiamo rinvenuto 12.000 euro in contanti e anche dei PC, dei portatili, dei tablet e degli smartphone che noi riteniamo essere proventi di furto, che erano stati ricettati, alcuni di questi peraltro sottratti ad alcune scuole, anche asili della provincia con cui siamo in contatto per la restituzione. Dicevo, una situazione di degrado perché abbiamo trovato diversi nuclei familiari anche con dei bambini in condizioni igieniche e sanitarie pessime e nelle prossime ore noi faremo partire una serie di segnalazioni anche d'intesa col signor prefetto, che è stato informato di questa situazione, che naturalmente è preoccupato per l'evolversi della vicenda, soprattutto dal punto di vista dell'occupazione di immobili di questo tipo. 5 gli arresti, gruppo criminale che agiva anche qui nelle piazze vicentine, anche a Campomarzio. Sì, noi non soltanto facciamo un intervento di contrasto allo spaccio nella zona del quadrilatero di Campomarzio, che è quella più attenzionata, ma cerchiamo soprattutto di interrompere le filiere di rifornimento e quindi anche partendo da una serie di attività investigative abbiamo ricostruito tutti i passaggi, abbiamo individuato questo gruppo criminale nigeriano che operava secondo le nostre risultanze ad Arcugnano e spesso si spostava in bici o piuttosto che in monopattino sulla piazza di Campomarzio per lo spaccio e spesso ricevevano anche a domicilio, il motivo per cui anche tanti residenti e tanti commercianti della zona erano un po' esasperati di questa situazione.
Tra l'altro un'operazione anche molto complessa, avete impiegato tanti uomini, l'elicottero. Sì, il contesto era molto complicato sia come logistica ma poi soprattutto come presenza di tanta gente, quindi la nostra priorità era la sicurezza loro e soprattutto anche degli operatori. Quindi abbiamo operato con diverse unità a terra, in borghese e in uniforme, anche con unità cinofila e con il supporto di un'unità aerea della sezione aerea di Venezia che naturalmente assicurava una cornice di sicurezza in tutto il perimetro. Ecco, io ringrazio il comandante provinciale e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie Luisa Bertini, grazie al comandante provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza. Continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo a Verona. Primi fotogrammi dalla stanza dei fermati della questura scaligera, il cosiddetto acquario dove si sarebbero consumate le violenze contestate a 5 poliziotti finiti ai domiciliari con le accuse di tortura, lesioni, falso, omissioni di atti d'ufficio, peculato e abuso d'ufficio. Gli interrogatori di garanzia si terranno mercoledì prossimo. L'agente Alessandro Migliore e l'assistente capo Loris Colpini nell'acquario della questura di Verona, la stanza dei fermati con una parete in plexiglass, alle prese con il romeno Nicolae Daiu la sera del 14 ottobre scorso. Dalle informative della squadra mobile scaligera i primi fotogrammi tratti dai filmati delle telecamere piazzate lì dove si sono consumate le violenze che hanno portato Migliore, Colpini e altri 3 colleghi agli arresti domiciliari. Una prima sequenza in cui il romeno alza il pugno, minaccia, l'agente Migliore lo afferra per la nuca e lo conduce fuori dalla stanza. Un minuto dopo i 2 tornano nell'acquario trascinandolo per un piede e lasciandolo a terra dove gli spruzza in viso dello spray urticante. Un'ora e mezza dopo è Colpini a cercare di impedire allo straniero di urinare in un angolo della stanza spruzzandogli contro lo spray, mettendogli le mani addosso e poi spingendolo a terra e facendogli pulire col corpo il pavimento. Intercettazioni telefoniche e visive dunque che insieme al resto del materiale prodotto dalla squadra mobile ha fatto sì che il GIP concedesse lo scorso 26 maggio le misure cautelari, con l'indicazione di ulteriori posizioni da approfondire, come quella di un agente donna che a novembre avrebbe prima suggerito a un cittadino nordafricano che chiedeva di andare in bagno di fare la pipì verso l'alto così che l'urina gli finisse in testa, poi gli avrebbe spruzzato contro lo spray. Non un'inchiesta estemporanea, ma la prosecuzione di un'altra indagine aperta nel febbraio 2022 a carico di un assistente capo e un agente scelto, sempre delle volanti, attualmente sospesi. Anche in quel caso l'ipotesi di reato era quella di tortura nei confronti di 3 nordafricani picchiati e denunciati per resistenza. 2 di loro controdenunciarono per lesioni e torture. Sul caso è intervenuta Elly Schlein definendo quelli di Verona atti intollerabili e odiosi e annunciando che il Partito Democratico ha presentato un'interrogazione al ministro Piantedosi perché riferisca in Parlamento e faccia piena luce su questi episodi di violenza ingiustificata. È stato trovato morto in casa dopo essersi fatto dimettere dal pronto soccorso poche ore prima. Dramma in via Dupré a Padova mercoledì sera. Un 71enne affetto da gravi problemi fisici dopo essere andato in ospedale in codice rosso ed essere stato curato ha rifiutato il ricovero e contro il parere dei medici ha lasciato l'ospedale. Intorno alle 20 alcuni vicini di casa sono andati da lui per portargli la cena ma l'hanno trovato riverso a terra privo di sensi. È stato nuovamente allertato il suo ma questa volta i medici non sono riusciti a salvarlo e non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Truffa in sede d'esame per conseguire il titolo della patente B. Con sé aveva smartphone e auricolari per copiare, denunciato il candidato di origini straniere. L'operazione della Guardia di Finanza di Treviso. Si è presentato all'esame di teoria della patente nascondendo uno smartphone e un auricolare senza fili che permettevano ad una persona terza collegata all'esterno di vedere le domande d'esame e suggerire le risposte corrette. A tradire il candidato un brusio proveniente dalla sua postazione che ha insospettito l'esaminatore. Immediata la chiamata alla Guardia di Finanza, alla quale è stato consegnato spontaneamente dal truffatore il kit per superare la prova d'esame. L'esaminato, di nazionalità straniera, impiegato come agricoltore in un'azienda del Trevigiano, ha confessato di aver accettato la proposta di un suo connazionale, il quale gli aveva garantito di superare l'esame teorico per il conseguimento della patente in cambio di 2.000 euro. Forniti dal connazionale anche tutti gli strumenti elettronici utilizzati dall'esaminato in sede d'esame.
Lo scambio sarebbe avvenuto alla stazione ferroviaria di Treviso. Il candidato è stato denunciato alla locale autorità giudiziaria per reato di illecito conseguimento di titoli, mentre il kit è stato sequestrato d'urgenza con successiva convalida della Procura di Treviso. E adesso andiamo a Castelfranco, perché grazie al sistema del Targa System la polizia locale ha individuato diversi automobilisti o al volante senza patente o addirittura a bordo di auto a cui erano stati rimossi i sigilli. Ma ci racconta tutto il nostro Christian Arboit insieme a Nicoletta Rizzetto e insieme al vice sindaco, se non vedo male. Buongiorno Christian. Sì, buongiorno Francesca, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Mi trovo con la vice sindaca di Castelfranco Veneto, Marica Galante, che ha appena ufficiato una celebrazione civile, quindi la ringrazio doppiamente per la disponibilità. Dicevi bene, ci sono dati per certi versi record relativi a questa prima fase di controlli qui nella città del Giorgione. Pensa Francesca, 10 auto confiscate in meno di una settimana proprio grazie a questo sistema del Targa System che è arrivato da poco presso la polizia locale di Castelfranco. È così, vice sindaco? Sì, grazie a voi per questa opportunità, per poter parlare nuovamente con i nostri cittadini di quanto sia importante il tema della sicurezza stradale. Castelfranco Veneto si dota, assieme alla nostra polizia municipale, in particolar modo tutto il nostro comando, che ringraziamo caldamente per il quotidiano servizio che viene svolto, di un importante strumento inserito all'interno di una autovettura della nostra polizia municipale che consente di rilevare in tempo istantaneo e quindi immediatamente tutto quello che riguarda le probabili infrazioni in materia di sicurezza stradale. Quindi viene rilevato chi ha il contrassegno di assicurazione scaduta, chi ha una revisione che non è corretta e non è al passo, chi ha delle incongruenze per quanto riguarda il rilascio della patente. E in questo ultimo nostro fine settimana, appena iniziata questa serie di controlli, perché il dispositivo è un controllo del quale la polizia municipale si è appena dotata, abbiamo riscontrato purtroppo, ahimè, tantissime infrazioni e soprattutto sono stati scoperti, e questo lo dobbiamo segnalare, lo dobbiamo dire, anche persone che comunque erano già in regime restrittivo per precedenti segnalazioni e che comunque continuavano a circolare nella nostra cittadina e nel nostro territorio con documentazione che non era idonea. Quindi casi estremi ed eclatanti, questo va sottolineato, auto che erano già sottoposte a sequestro da parte dell'autorità giudiziaria, auto alle quali erano stati posti anche i sigilli, quindi di fatto questo nuovo sistema consente di individuare questi furbetti, per certi versi non solo furbetti, anche delinquenti veri e propri. Allora, questo ci consente di avere e monitorare ancora in maniera più precisa quello che è il nostro territorio, perché crediamo che questo sia una delle prime risposte che un'amministrazione deve dare, e quella che è appunto la sicurezza stradale, e spero che insomma questo possa essere anche da monito per far capire alle persone che in macchina ci si mette solo se si hanno le condizioni idonee e se si ha la documentazione corretta. Questo è un messaggio importante all'inizio di una stagione, quella estiva, che è sempre contrassegnata da incidenti stradali, purtroppo, lo ha detto anche il sindaco di Castelfranco, presidente della provincia Stefano Marcon, questa mattina in una nota: i furbetti a Castelfranco non avranno vita facile. Marca Trevigiana che resta maglia nera purtroppo per quanto riguarda gli incidenti sulle strade. Grazie vice sindaco. Dicevamo che la vice sindaca Galanti ha appena ufficiato un matrimonio e ci tenevano questi ragazzi a fare un saluto in diretta qui su Antenna 3. Viva gli sposi! Grazie. Grazie mille. Ecco, voi siete qui di Castelfranco, sì. Come vi chiamate? Sara e Nicola. Sara e Nicola, oggi sposi qui a Castelfranco in questa location straordinaria, qui tutti i parenti, gli amici, non so se volete un applauso, un incoraggiamento, i colleghi questi. Ecco, allora un saluto, vi sentite di fare un saluto a casa? Sì, va bene, salutiamo tutti quanti e ringraziamo di essere stati con noi in questa splendida giornata. Grazie.
e di tutto, di essere stati presenti qui oggi. Cincina, auguri, viva gli sposi. Ecco, mi sembrava giusto, no, Francesca, celebrare anche questo giorno, perché la vita amministrativa di un comune è fatta di tanti aspetti, no? Quindi i controlli sul territorio e poi ovviamente anche i momenti di celebrazione. Con questa immagine di Castelfranco Veneto con Nicoletta Rizzetto, cara Francesca, ti restituisco la linea. Grazie, ci uniamo anche noi agli auguri per i neosposi. Grazie Cristian anche per questo momento di gioia, i due aspetti della stessa città, da un lato i controlli per la sicurezza stradale, dall'altro la festa per una coppia, una famiglia che sta nascendo. A proposito di sicurezza stradale, sorpassi azzardati, un passaggio con il semaforo rosso, è finita in via Armistizio a Padova la folle corsa di una 48enne di Abano Terme che, ubriaca alla guida, non ha rispettato l'ALT dei carabinieri in servizio di controllo a Legnaro lungo la statale Romea. Rientrata in città, la donna, che viaggiava con 2 amici a bordo, è stata alla fine fermata e arrestata. La donna stava guidando con un tasso alcolico di 1,39 grammi per litro e aveva anche la patente scaduta. Ci spostiamo con la cronaca a Vicenza. Coniugi pluripregiudicati evasi dai domiciliari si sono giustificati con i poliziotti dicendo: andavamo a cena al ristorante. Sono stati arrestati. Li hanno intercettati durante la notte in Viale Trento a Vicenza, mentre erano in sella ad una bicicletta i coniugi di 36 e 33 anni pluripregiudicati, noti alle forze dell'ordine per i precedenti, tra cui anche alcune rapine commesse tenendo in braccio il figlio minore. Dopo averli riconosciuti, essendo entrambi sottoposti agli arresti domiciliari, i poliziotti li hanno fermati e controllati. I due si sono giustificati con gli agenti dicendo di essere evasi dagli arresti domiciliari per recarsi a cena in un ristorante. Sono stati arrestati per il reato di evasione e ricollocati ai domiciliari. E adesso andiamo a Venezia, dovrebbe essere in collegamento, lo vedo, il nostro Filippo Fois. Buongiorno Filippo, buongiorno al tuo ospite, perché c'è un allarme borseggi che arriva dalle guide turistiche. Buongiorno. Sì, buongiorno da Venezia, siamo con Stefano Croce, vicepresidente delle guide turistiche veneziane. La stagione è ripresa, direi, in maniera importante e lo testimonia il flusso ininterrotto che c'è alle nostre spalle, dove si trova anche il ponte di Rialto. C'è però il solito problema dei borseggiatori che si sta riproponendo in maniera, direi, sempre più drammatica e grave. Decisamente sì, perché ormai è quotidiana questa problematica. Noi lo vediamo come guide, come cittadini. Io stesso ho assistito non più tardi di una settimana fa a un borseggio praticamente in diretta di una turista americana che non si era accorta di nulla, nemmeno io, era di fianco a me praticamente, e ho sentito l'urlo della borseggiatrice che è stata bloccata da un altro turista bello grosso che l'ha presa di peso con ancora il portafoglio in mano, l'ha messo davanti alla turista stessa e che ha riconosciuto il portafogli, gliel'ha restituito perché in quel momento ovviamente non poteva fare d'altro e poi semplicemente è stata rilasciata perché ovviamente i cittadini non possono fare altro. Senta, anche nella sua famiglia lei ha voluto fare questo coming out dicendo che ci sono stati borseggi anche non solo ai turisti ma anche ai residenti. Sì, i borseggi sono indifferenziati, sono per tutti, sono anche per i residenti, sono in tante circostanze anche per le persone anziane. Mia suocera, che ha più di 90 anni, è stata borseggiata qualche mese fa e per un anziano è un vero trauma, anche perché rischia anche di cadere, perché è stata in quel momento anche strattonata. Poi mia moglie è stata borseggiata una settimana fa. Quindi la cosa sta diventando veramente quotidiana e importante. Se nella mia famiglia ho questi esempi, questa cosa è veramente capillare ormai. Senta, come mai non se ne esce? E voi come vi state attrezzando? Perché anche come guide evitate di andare in determinati luoghi perché sapete che sono frequentati in un certo modo. Come se ne esce non è mio compito dirlo e qualcun altro dovrà decidere in questo campo. Noi guide, noi dobbiamo cercare di fare in modo che i nostri clienti non subiscano questo tipo di trattamento, perché non è bello avere questo evento in un gruppo, anche perché poi c'è la problematica di dover gestire il problema, e quindi la polizia, i vigili, i carabinieri.
E come reagiamo? Cioè la modalità un po' è quella di chi nota che ci sono in particolari luoghi, in particolari campi, ponti, personaggi che noi ormai sappiamo riconoscere, e a quel punto in una chat comune di guide manda un avviso e noi ne prendiamo atto e cerchiamo di evitare quel posto, o se lo dobbiamo veramente fare lo facciamo veramente con grandissima attenzione, naturalmente avvertendo i turisti che stiano attenti. Ecco, chi invece non era stata avvertita, lo ricorderete, è la ministra della cultura brasiliana che era arrivata a Venezia per l'inaugurazione della Biennale d'Architettura. Ha detto: voglio prendere un vaporetto come i veneziani, e ne è scesa alleggerita del portafoglio. Questo per dire che, come si diceva poco fa, insomma, nessuno può sentirsi al sicuro. Noi ringraziamo intanto Stefano Croce, vicepresidente delle guide turistiche veneziane. Gli auguriamo buon lavoro, naturalmente Occio Alta Queen, come si dice a Venezia, e la linea può tornare allo studio. Grazie a voi e buongiorno. Grazie Filippo e grazie al vicepresidente. Naturalmente occhio al portafoglio, occhio agli effetti personali quando si è in determinati posti. Appunto, avete sentito l'esempio della presidente brasiliana in vaporetto. Rogo di una vettura crea incolonnamenti lungo la A13 all'altezza di Monselice. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma danni ingenti alla vettura coinvolta. Auto incendiata in autostrada al chilometro 87 della 13 all'altezza di Monselice Nord. Fortunatamente illeso il conducente del mezzo andato a fuoco. I pompieri, arrivati da est con 2 mezzi, hanno spento le fiamme, ma l'auto è andata completamente distrutta. Le cause sono di probabile natura elettromeccanica, ma sono al vaglio della squadra intervenuta sul posto. Disagi per la viabilità con incolonnamenti per un paio d'ore. Il conducente della vettura andata a fuoco, nonostante lo shock per l'incidente, non ha avuto bisogno del ricovero in pronto soccorso. Sul posto anche gli agenti della polizia stradale che hanno regolato le operazioni di messa in sicurezza. Dopo il temporale dello scorso 2 giugno, i residenti del quartiere avevano dichiarato ai nostri microfoni che la colpa dell'allagamento è dei tombini occlusi. Siamo nel Bassanese e ci colleghiamo, buongiorno, con Alex Giuliano insieme ad Andrea Benetti per raccontarci cosa accade quando piove in modo forte. Buongiorno Alex. Un buongiorno allo studio, un buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Bassano del Grappa, siamo ritornati in quartiere Santa Croce, alle nostre spalle c'è il centro studi, poco distante da qui via Mozart. Siamo in compagnia dell'assessore Andrea Viero. Perché? Perché come molti di voi ricorderanno, in occasione del nubifragio che si è abbattuto su Bassano il 2 giugno, questa zona è stata praticamente allagata con tanti residenti che ci hanno segnalato il problema di tombini occlusi e che quindi insomma chiedono aiuto all'amministrazione. Assessore, che cosa si può fare? Perché le immagini che abbiamo raccolto in occasione proprio del nubifragio di qualche giorno fa sono immagini preoccupanti, con tanti cittadini costretti a poi anche spalare l'acqua, a diciamo salvaguardare per quanto possibile garage scantinati, completamente allagati. È chiaro che dobbiamo fare i conti con un tempo che sta completamente cambiando, sempre più fortunali, violenti, che non permettono in qualche modo la permeabilità sia del suolo e magari l'efficientamento e il funzionamento delle caditoie. Da questo punto di vista quindi è necessario effettivamente curare assolutamente le 19.000 caditoie, perché parliamo di 19.000 caditoie di tutto il territorio comunale che devono essere manutentate. Quindi è chiaro che queste segnalazioni sono fondamentali perché ci permettono, uno, di prendere visione della problematica in tempo reale e anche porvi rimedio a stretto giro. La segnalazione vostra, che appunto ringraziamo per questo servizio, è stata presa in carico, l'ufficio lavori pubblici, il collega Andrea Zonta l'ha già fatta sua e nei prossimi giorni molto probabilmente andremo a ripristinare queste caditoie che tra l'altro non sono state ricoperte diciamo dalle foglie ma appunto dal manto stradale, che non ha permesso assolutamente il fatto che le acque in qualche modo fossero captate da queste caditoie.
Ecco, se Andrea Benetti ha la possibilità di mostrare poi quelle che sono insomma le condizioni in cui versano le caditoie di cui parlava l'assessore Andrea Viero, ne abbiamo proprio una qui davanti a noi. Queste caditoie sono appunto occluse, questi tombini sono otturati e i residenti insomma testimoniano grande preoccupazione, addirittura qualcuno ha temuto si potesse replicare quello che poi è successo in Emilia-Romagna. Ora al di là insomma dell'ordinaria manutenzione, che cosa si può fare proprio per andare a migliorare e a risolvere definitivamente un problema che vede comunque Bassano sempre un po' in stato di allerta per quello che riguarda questa tematica? Allora, è vero che il nostro territorio è un territorio per certi aspetti fragile, l'abbiamo visto anche nel 2020 quando in 2 occasioni distinte abbiamo avuto la parte nord di Bassano che è rimasta sotto acqua perché appunto le reti di captazione delle acque non erano sufficienti. Dove è possibile interveniamo immediatamente, anche grazie a risorse non solo nostre ma anche della Regione Veneto, e quindi in questo caso qua bisogna sempre partire dalle puntuali segnalazioni dei cittadini, come in questo caso. Ripeto, 19.000 caditoie non sono poche da tenere controllato, quindi le segnalazioni sono utili proprio per mantenere in funzione questi importanti strumenti di raccolta delle acque che altrimenti, come giustamente avete segnalato, possono creare problemi proprio alle abitazioni dei cittadini. In chiusura vogliamo chiedere all'assessore proprio una valutazione generale di quello che è lo stato di salute idrogeologico del territorio bassanese, o perlomeno di Bassano del Grappa, perché al di là insomma dei tombini e al di là delle caditoie, quando piove i cittadini possono stare tranquilli. C'è qualche rischio all'orizzonte, si sta lavorando per rendere più sicuro il territorio? Guardi, da questo punto di vista credo che purtroppo a volte la velocità dello Stato italiano non va mai al passo rispetto a quelli che sono i cambiamenti climatici, come quello che stiamo vedendo in questo periodo. È chiaro che noi ogni volta che ci sono bandi, che ci sono diciamo finanziamenti che in qualche modo possono andare a porre rimedio alle situazioni di fragilità, partecipiamo sempre, ma non solo quello, facciamo anche delle progettazioni nostre interne. Penso adesso a tutta la zona di San Michele che finalmente sta vedendo rivalutato e soprattutto progettato un forte piano per il recupero delle acque piovane, in maniera tale da evitare che proprio le zone che sappiamo già essere a rischio possano vedere succedere quello che è successo per esempio in Emilia-Romagna. E allora prendiamo questo impegno con l'assessore Andrea Viero, partiamo dall'ordinaria amministrazione per poi provvedere alla cosiddetta straordinaria amministrazione e alla prevenzione, perché immagini come quelle che vi abbiamo mostrato insomma di una parte di Bassano, di alcuni quartieri della città invasi dall'acqua possano veramente non ripetersi più. Da Bassano del Grappa, quartiere Santa Croce è tutto e noi restituiamo la linea. Grazie ad Alex Giuliano, grazie ad Andrea Benetti, grazie all'assessore per averci raccontato quelle che sono le problematiche in questo quartiere, ma non in solo questo quartiere, perché molto spesso la mancata pulizia, la mancata manutenzione sta alla base di alcune situazioni davvero difficili in caso di maltempo intenso. Ormai il clima ci sta abituando a questo. Un ultimissimo aggiornamento prima della pubblicità. In Veneto arriva per la seconda volta senza ostruzionismi il via libera da parte dell'azienda sanitaria regionale e dal comitato etico ad una richiesta di verifica delle condizioni per poter accedere al suicidio medicalmente assistito. Lo annuncia all'ANSA l'associazione Luca Coscioni. È il secondo via libera nella regione e il quarto in Italia. Dopo gli ostruzionismi registrati in Marche, Umbria e Friuli Venezia Giulia, la regione Veneto si distingue per la corretta applicazione della sentenza della Corte Costituzionale sul caso Cappato, che rende non punibile l'aiuto al suicidio a determinate condizioni. Le parole di Filomena Gallo, segretaria dell'associazione Luca Coscioni. Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco. Rieccoci in diretta, saluto il direttore di Confindustria Belluno Dolomiti, Andrea Ferrazzi. Ben ritrovato direttore, grazie per essere con noi, buongiorno. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora direttore, concentriamoci su quello che sarà il futuro del bellunese dal punto di vista delle imprese e iniziamo a parlare di quella che viene in qualche modo considerata la Silicon Valley delle Dolomiti, ovvero Dolomiti Innovation Valley. Che cosa intendiamo, che cosa concretamente determina questo e che cosa porterà nel futuro per il vostro territorio?
Allora, partiamo dal concreto. Dal concreto si tratta di costruire e realizzare una grande infrastruttura tecnologica o quello che abbiamo chiamato un grande laboratorio a cielo aperto che nella pratica al momento si sostanzia in un living lab che sarà ubicato nella nostra sede di Feltre, dove ci sarà un cobot e delle tecnologie a disposizione del sistema delle imprese in un'ottica del test before invest e a disposizione degli studenti. Mentre dall'altra parte della provincia, quindi verso nord, il progetto già finanziato con i fondi dei comuni confinanti prevede la sensorizzazione di una pista da sci e di un tratto di ciclabile appunto per creare un laboratorio a cielo aperto a disposizione in primo luogo del sistema delle imprese, in particolare del mondo dello sport system, ma anche di spin-off universitari, centri di ricerca e start-up che possono venire qui a sperimentare, testare e validare nuove soluzioni tecnologiche. È chiaro che l'obiettivo è quello di attrarre talenti, attrarre tecnologia e soprattutto aiutare il sistema delle imprese nei percorsi di innovazione, che è un'innovazione continua. Direttore, quanto e se soprattutto l'appuntamento con le Olimpiadi invernali 2026 influenza tutto questo? Beh, tantissimo. Credo che l'esempio sia la Smart Road di ANAS, che diciamo, è un po' l'infrastruttura tecnologica più importante che al momento troviamo in provincia e che è stato un po' l'elemento che ha dato il là a tutto il progetto, ed è evidente che senza le Olimpiadi la Smart Road non sarebbe sicuramente stata realizzata tra Longarone e Cortina. Smart Road che peraltro sarà un pezzo di questo grande laboratorio a cielo aperto, ed è altrettanto evidente che l'idea di sensorizzare una pista da sci e un tratto di ciclabile va proprio nel segno delle Olimpiadi, perché il nostro auspicio è di avere questa pista soprattutto da sci a disposizione anche degli atleti professionisti che possono venire qui ad allenarsi, rilevando un po' le metriche e, come dire, sfruttando un po' la logica della Formula 1, quindi sperimentare e testare le proprie performance anche sulla base di parametri rilevati attraverso le tecnologie. Cioè, i grandi eventi sono una vetrina alla quale presentarsi nel modo migliore. Tra l'altro, in occasione del Giro d'Italia avete proprio organizzato un appuntamento in tal senso. Sì, diciamo che sono un acceleratore di progetti e di opportunità, in modo particolare per i territori montani, anche se ovviamente il problema di attrarre innovazione e attrarre talenti è un problema che riguarda sì la montagna veneta, ma riguarda tutto il Veneto, e credo che i numeri, ad esempio quelli degli studenti che se ne vanno dalla regione e che non tornano più, sono un campanello d'allarme al quale purtroppo prestiamo attenzione quando è ora di fare, diciamo, una diagnosi, ma non sappiamo ancora mettere in campo delle terapie. Ecco, credo che l'infrastrutturazione tecnologica possa essere una parte di terapia. Ecco, questo spopolamento, questa migrazione dei giovani verso altri paesi si sente in tutta Italia. Nel vostro territorio forse si sente ancora di più, coinvolge magari in modo trasversale tutte le fasce d'età. Si fa un'analisi quando avviene, ma non si riesce a fermare, ad intervenire in fase di prevenzione. Dalla vostra esperienza, anche dai vostri, tutte quelle iniziative che vi portano a contatto con i giovani, quali sono le risposte che i giovani hanno bisogno di avere per restare, per non andarsene? Ma io credo che serva una grande presa di coscienza che è ormai certificata da tantissime analisi, ovvero che l'innovazione e i giovani si stanno concentrando dal punto di vista geografico in alcuni pochi grandi hub urbani, il che in Italia significa essenzialmente Milano e forse ultimamente un po' Bologna. Il resto, Belluno, ma anche Treviso, Venezia, come dire, stanno perdendo la grande sfida dell'economia della conoscenza, e su questo so che c'è grande interesse anche da parte della Regione. Sono stati fatti degli studi anche della Fondazione Nord-Est, però dopo gli studi servono anche mettere in campo delle politiche, e su questo credo che una maggior regia da parte anche della Regione Veneto sarebbe importante. E allora mi aggancio subito a questa analisi dei giovani, lavoro, con due tematiche. Uno è la seconda edizione del Dolomiti Summer School. Sì, la Dolomiti Summer School è un'iniziativa che abbiamo lanciato
lo scorso anno e che è finalizzata ad aiutare i giovani a fare una scelta consapevole del percorso universitario, il che non significa scegliere l'università A piuttosto che l'università B, ma proprio il percorso di studi, appunto entrando in aula e simulando delle lezioni per capire se medicina piuttosto che ingegneria, piuttosto che giurisprudenza possono essere effettivamente corrispondenti alle aspettative che i giovani hanno, che spesso sono appunto delle aspettative che non trovano mai poi come dire, una corrispondenza nella pratica. Quindi aiutare i giovani a fare una scelta consapevole anche per evitare che perdano risorse economiche e soprattutto tempo in scelte sbagliate. Ho sentito... Sì, prego. No, volevo solo dire che è in programma a fine agosto, come lo scorso anno, nella sede bellunese della Luis Business School, quindi a Palazzo Bembo. Ecco, a chi è aperto, a chi è rivolto questo appuntamento, direttore? Beh, essenzialmente ai giovani di quarta superiore, ma anche di quinta e di terza, ma in modo particolare ai giovani di quarta superiore. Lei ha parlato di università nel suo discorso e allora le chiedo se quello di portare l'università a Belluno è un sogno o qualcosa di un po' più concreto. È qualcosa di un po' più concreto. Nella nostra aspettativa Palazzo Bembo dovrebbe ospitare dopo la Luis Business School anche l'Università di Verona, in particolare la facoltà di informatica, e diventare un po' il cuore o il cervello della Dolomiti Innovation Valley, perché è evidente che soprattutto il tema dell'informatica, quindi delle competenze digitali, sono un tema molto sentito dalle nostre imprese, ma che ovviamente si concilia perfettamente con la parte tecnologica e dei laboratori che stiamo andando a realizzare. Stiamo raccogliendo la disponibilità delle aziende, la risposta è stata ottima, continuiamo a lavorare insieme alla facoltà di informatica, a tutte le istituzioni locali, dalla regione al comune alla provincia, al consorzio dei comuni, per riuscire a realizzare questo che appunto è un sogno, ma è un sogno ormai abbastanza concreto. Cioè per formare quella classe imprenditoriale, quelle imprese del futuro, si parte naturalmente dai più giovani, da quelli che saranno gli imprenditori, puntando sulle eccellenze, sulle competenze, sulle nuove tecnologie. Direttore, in qualche modo Belluno vuole essere un'incubatrice per le aziende del futuro, perché Belluno è occhialeria, ma non è solo occhialeria. No, Belluno è tanta manifattura ed è tanto turismo, ma in entrambi i settori l'innovazione e le competenze, come dire, sono due elementi fondamentali e trasversali a tutti i settori, ed è su questo che come associazione ci stiamo concentrando. A proposito di turismo, questa è stata una settimana importante per quanto riguarda l'ITS del turismo. Sì, è stato presentato ufficialmente il terzo ITS della provincia di Belluno, dopo quello dell'occhialeria e dopo quello della meccatronica, che sono già attivi e con ottimo successo, in modo particolare con grande interesse da parte delle imprese. È stato lanciato l'ITS sul turismo, anche qui in un'ottica di Olimpiadi, insieme all'ASCOM e quindi a Confcommercio e a degli altri partner, in particolare alla Camera di Commercio. Quali sono i punti sui quali intervenire sul fronte turismo, direttore? In altre zone d'Italia e del Veneto si soffre la carenza di operatori del turismo, di personale che operi all'interno del turismo. È un elemento che evidenziate, un problema che evidenziate anche voi, o ci sono altri fattori sui quali si deve lavorare per essere davvero performanti dal punto di vista turistico in una provincia che ha un territorio che guarda al turismo in tutte le stagioni? Beh, il problema purtroppo è sempre lo stesso, è quello che rimanda all'attrattività dei territori, che poi le figure siano quelle che lavorano in ambito turistico o in ambito per esempio sociosanitario fa poca differenza. Purtroppo la provincia di Belluno soffre la carenza di figure professionali in tutti gli ambiti, in modo particolare anche quello appunto sociosanitario, e quindi è un problema trasversale a tutti i settori, ed è proprio per accrescere l'attrattività dei territori che è necessario investire in innovazione e in sviluppo delle competenze. Ultimissima domanda, direttore, dove guarda, quali sono i traguardi che il bellunese dal punto di vista delle imprese punta a raggiungere, punta a tagliare nel medio-lungo termine, forse nel breve-medio termine? Beh, nel medio termine trasformare la provincia di Belluno in un laboratorio di tecnologia e di innovazione, per fare in modo che appunto questi asset fondamentali dell'economia della conoscenza non siano
a beneficio unico dei grandi hub urbani, ma siano un fattore che permette la crescita sostenibile e inclusiva di tutti i territori. Grazie al direttore di Confindustria Belluno Dolomiti Andrea Ferrazzi, grazie davvero, e torneremo ad aggiornarci su quelli che sono i prossimi importanti traguardi che come Confindustria portate avanti proprio per quanto riguarda le imprese, ma anche quelli che sono gli imprenditori di domani, quindi guardando ai giovani. Grazie direttore, buon lavoro, a presto. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. E questa insomma era la finestra su un territorio come quello bellunese, fatto di turismo, ma fatto anche di imprenditoria, occhialeria sì, ma anche manifattura, e dunque insomma un territorio che guarda l'appuntamento delle Olimpiadi invernali come un'importante vetrina, ma Belluno che è anche un'incubatrice di tecnologie, di innovazione, di eccellenze e competenze. Ritorniamo alla cronaca, perché sabato a Stoccareddo di Gaglio ci sarà l'ultimo saluto a Riccardo Baù, il 30enne morto una settimana fa nell'esplosione di un ordigno bellico incastrato nel muro della sua abitazione. Il comune di Gaglio ha proclamato il lutto cittadino per sabato prossimo 10 giugno, giorno in cui saranno celebrati i funerali di Riccardo Baù, il 30enne di Stoccareddo, morto giovedì scorso a causa dello scoppio di un ordigno, un tubo esplosivo della Prima Guerra Mondiale incastrato nel muro di casa. Il giovane, lo ricordiamo, era impegnato nei lavori di realizzazione del cappotto della sua abitazione quando con un flessibile ha tagliato quel maledetto tubo che usciva dalla muratura. Non un semplice tubo, ma un'arma bellica carica di esplosivo. La deflagrazione è stata tremenda, un boato che ha scosso l'intero paese. Riccardo Baù, rimasto gravemente ferito, era stato portato in elicottero al San Bortolo di Vicenza, dove dopo qualche ora è deceduto. Come amministrazione comunale abbiamo scelto di dichiarare appunto il lutto cittadino per tutta la giornata di sabato, chiedendo a tutti i nostri concittadini un minimo di rispetto per questa tragica scomparsa. Chiediamo anche di annullare qualche manifestazione che è stata programmata proprio per sabato, per stare vicini e dare un segnale ancora forte come comunità a Riccardo, ma soprattutto anche ai familiari. Una famiglia sconvolta, quella di Riccardo, che per giorni ha atteso il nulla osta per la sepoltura del giovane tecnico caseario ben voluto da tutti in paese. La cerimonia funebre sarà celebrata sabato alle 10:30 nella chiesa di Stoccareddo. Ieri il terrore in Francia, un siriano richiedente asilo ha accoltellato 4 bambini e un anziano. Tutto succede ad Annecy, la città gemellata con Vicenza, e immediato è stato il messaggio di vicinanza del sindaco Giacomo Possamai. Echi di terrore. Arrivano a Vicenza dalla Francia. 4 bambini e un nonno vengono aggrediti con un coltello in un parco da un richiedente asilo siriano, poi arrestato dalla polizia. Siamo ad Annecy, gemellata con la città del Palladio. Vogliamo esprimere tutta la nostra solidarietà e vicinanza alla nostra storica città gemellata di Annecy in Francia per i tragici eventi stamattina, gli accoltellamenti che hanno interessato anche dei bambini. Le parole del sindaco di Vicenza vengono rivolte alla cittadina francese. A metà febbraio una delegazione di Annecy aveva visitato Vicenza e la basilica che ospitava la mostra sull'antico Egitto. Nel 2025 verranno celebrati 30 anni del gemellaggio con Annecy, un legame che oggi porta Vicenza e i vicentini a condividere con ancora più forza emotiva il dramma vissuto in Francia. Davvero un abbraccio alla città, all'amministrazione di una città a cui siamo profondamente legati e quindi sentiamo con particolare trasporto questo momento. Voltiamo pagina, andiamo a Roncade per parlare della storica gelateria De Lazzari, un'attività di famiglia che viene ceduta dopo 86 anni ad una ristoratrice di origini cinesi. Il problema è quello ormai affrontato da numerosi esercenti ed imprenditori, ne abbiamo parlato poco fa con il direttore di Confindustria Belluno, ed è la mancanza di personale. Una necessità anche forse che è venuta dal Covid, diciamo si è attivata con il Covid e poi successivamente al Covid con turnover eccessivo di personale, quindi ricerca di personale continua, dover cambiare spesso interlocutore tra
il locale e la clientela, non si crea più tanta fidelizzazione, si fa sempre più difficoltà e non è la nostra filosofia, quindi questo ci ha portato inevitabilmente a prendere la decisione di o cedere l'attività, come effettivamente abbiamo fatto, diversamente dovevamo cessare proprio. Un'attività storica, quella della gelateria e caffetteria De Lazzari. Aperta nel 1937, dopo 86 anni il titolare Giuseppe si trova a dover chiudere l'attività. Come perdere una parte di sé, racconta Giuseppe, nato e cresciuto tra i banconi dove il padre e il nonno hanno a lungo lavorato. Un effetto un po' strano, perché comunque è una parte della vita che ovviamente da quando sono nato c'è questa attività di famiglia e quindi sicuramente è una parte che se ne va, però anche con molta, diciamo, aspettativa, anche sicuramente convinzione che possa dare continuità alla signora Anna. E la speranza della famiglia è stata presa in carico proprio da una signora di origini cinesi, Gui Ranfu, per tutti Anna, che, parlando con i titolari, ha deciso di rilevare il locale mantenendo arredi, tradizioni e soprattutto le 2 dipendenti che lavoravano lì prima della vendita dell'attività. Una realtà storica del territorio che passa in mani straniere, ma per De Lazzari questo non è un problema. La speranza è che ci possa essere le persone che abbiamo trovato che possono essere fortunate per la continuità. Ciao. Anche signor Carlo. Lavori sulla linea Adria Mestre, scoppia la polemica sui bus sostitutivi non accessibili ai disabili. E così il consigliere Montanariello si rivolge alla Regione e dice è vergognoso, la Regione dalla sua parte replica, si tratta di un errore, i bus ci saranno. Appare questo volantino dove dicono che il treno sarà sostituito da un bus per lavori che saranno fatti e c'è scritto chiaramente che al seguito non sono accessibili agli utenti su sedia a rotelle. A breve sarà interrotta la circolazione ferroviaria per i lavori di potenziamento della linea Adria Mestre e i bus sostitutivi, come si legge in questo volantino di Sistemi Territoriali e Infrastrutture Venete SRL, non saranno accessibili alle sedie a rotelle. Una comunicazione che ha preoccupato in particolare una signora disabile di Campagna Lupia, che utilizza il treno per raggiungere il posto di lavoro e che ha fatto infuriare, dopo segnalazione della segretaria del Circolo PD Bressanin, il consigliere regionale che ha presentato un'interrogazione. Se il treno, che è un servizio pubblico locale, tu lo sostituisci col bus, non puoi chiamare il bus privato che non ha questi requisiti, ma devi chiamare un bus che può fare trasporto pubblico locale. Lo dice la legge regionale 25, insomma, viva tutti. Detto questo, oggi ci vengono a dire, hanno tentato di replicarmi dicendo che c'è un errore nel volantino. Non è vero, non è un errore, state mentendo, è bugia. Perché avete replicato, avete risposto alle email della persona disabile che io ho e ne sono in possesso, confermando che se vuole il servizio lo deve prenotare 48 ore prima. E quindi ribadisco che se qualcuno si sogna di dire che è un errore si deve vergognare, perché non è un errore, lo hanno scritto anche nelle mail. E a questo punto io chiedo al Presidente Zaia, visto che gli piace dire che siamo il Veneto dei fenomeni, il Veneto eccellente, che prenda una posizione, Presidente, non ci infischi sempre, almeno sulla disabilità, prenda una posizione, mandi a casa l'assessore De Berti, mandi a casa la governance di queste aziende. Chi si rende complice e prova a giustificare l'ingiustificabile per me è complice. Qua parliamo di fasce deboli, non di politica. La Regione ha immediatamente affrontato la questione. Infrastrutture Venete mi hanno garantito che la signora potrà recarsi al lavoro utilizzando gli autobus muniti di pedana, che le confermeranno, le garantiranno il servizio. E così l'azienda ha confermato anche in un comunicato diffuso nel pomeriggio. De Berti poi evidenzia un aspetto fondamentale. Il fatto che il Sistemi Territoriali non è in grado di assicurare un servizio adeguato, è per questo che abbiamo fatto la gara. La gara è stata impugnata, vinta da Trenitalia, impugnata da Arriva. Il 14 di giugno c'è l'udienza. Io auspico e mi auguro veramente che il giudice decida definitivamente ripartire in un tempo breve con un servizio adeguato all'utenza. E adesso, come annunciato, andiamo in Emilia-Romagna, andiamo nei comuni alluvionati, andiamo a Faenza per l'esattezza. Saluto, lo ringrazio, il signor Carlo Albonetti. Buongiorno signor Carlo.
Buongiorno a lei, grazie. Grazie. Insieme a me ho Rolando Bortoluzzi di Mareno. Buongiorno. Se volete salutarvi... Ciao Carlo. Ciao Rolli. Tutto bene? Tutto bene? No, non c'è parola troppo grossa. Ecco, allora vi raccontiamo un attimo. Il signor Rolando e il signor Carlo si conoscono da circa 50 anni, erano commilitoni. Cosa succede? Quando il signor Rolando insieme agli altri commilitoni vedono quello che è accaduto, sanno quella che è la situazione che sta vivendo il signor Carlo e la sua famiglia, e in poche ore si organizzano, 3 partono da Treviso, 3 partono da Vicenza e arrivano a Faenza ad aiutare la famiglia del signor Albonetti. Carlo, ci racconti però, immagino che sia doloroso, ma proviamo a tornare indietro a quelle giornate quando lei mi ha detto ieri al telefono, quando ci siamo sentiti, una catastrofe si è abbattuta sui nostri territori. Che cosa ricorda? Ma diciamo che è una catastrofe perché così è stata definita dai rappresentanti della Croce Rossa che erano presenti nell'hotel dove fortunatamente io avevo trovato una sistemazione. Quando sono andati via ci hanno un po' ragguagliato dopo l'ultimo briefing e i numeri secondo me dicono tutto prima che descrivere quello che non è possibile descrivere. Parlavano di 12.500 persone che avevano perso totalmente persino i documenti. Parlavano di 25-30.000 persone colpite e ovviamente si parla di circa il 60% della città di Faenza, che calcola 50-60.000 abitanti più o meno. Questi sono un po' i numeri. Poi quelli che sono arrivati, volontari, che sono arrivati a migliaia, grazie a loro si è rimesso in piedi abbastanza velocemente, altrimenti saremmo ancora qua, ma gli stessi, il comando di Bortoluzzi, sono rimasti allibiti dalla situazione in cui si sono trovati. Un altro dato che circolava erano 350.000 tonnellate di rifiuti, cioè di mobili, suppellettili, vestiti, moto, tutto. Questo è più quello che ricordo io, è i numeri che hanno circolato. E i numeri sono importanti per descrivere un evento del genere. E sì. Quando voi siete stati appunto evacuati, quando siete tornati? Allora, noi siamo stati evacuati il martedì, poche ore prima che rompessero o arrivasse l'ultima piena che era prevista per le 11 di sera. Così è stato e così non ha retto più niente, cosa che non era mai successa. E poi noi siamo tornati 8 giorni dopo che non avevamo luce, gas e tutto, però i ragazzi di Treviso, scusi, È la commozione di chi ha avuto la vicinanza, la solidarietà, l'amicizia, qualcosa più dell'amicizia forse. Ci hanno lasciato un fornellino e ci siamo fatti delle uova, ecco, tutto qua. Ecco. Ora siamo più o meno tornati, diciamo così, in casa nostra alla normalità, perché noi eravamo al secondo piano e qui ha colpito primi piani fino a 2 metri, più tutte le parti garage, sotto tutto quanto. Poi ci sono state altre parti che sono state colpite ancora di più perché sono arrivati al secondo piano addirittura, perciò parliamo di piano terra, primo e secondo piano, andati completamente distrutti, tra cui quell'appartamento di mio figlio messo a nuovo l'anno scorso. Ma qui non stiamo a fare la gara tra chi più colpito, chi meno colpito, perché anche quelli che non hanno avuto nulla pur sempre avranno avuto dei genitori e dei figli, io sentivo parlare che comunque dovranno farsene carico. Questa è un po' la situazione, in fuori è sistemato abbastanza bene, adesso rimane tantissima polvere ovviamente perché ha lasciato 50 centimetri di fango, in alcune parti anche di più, solidificato, però i danni sono dentro dove la gente non rientra, non può fare,
Questo è il ricordo. Noi siamo rientrati il mercoledì, il giorno dopo che sono venuti il 24 o il 25, ecco. Ma eravamo soli, altri non sono venuti, ecco. Altri non sono venuti? Noi avevamo il fornellino, gli altri non l'avevano. Con quel fornellino vi siete fatti il primo pranzo di nuovo a casa vostra in qualche modo? Sì, qualche uovo, sì. Voi avete avuto, noi da qui, da lontano in qualche modo abbiamo visto le immagini riportate dalle televisioni, abbiamo visto la vostra grande dignità, la grande forza che ha caratterizzato appena è stato possibile ritornare e questa solidarietà che è arrivata così, non posso dire inaspettatamente perché sappiamo come si risponda, si sia sempre risposto in qualsiasi tipo di calamità, ci sia sempre stata una grande risposta, ma quando avete visto questo esercito di volontari arrivare, vi siete sentiti meno soli? Ma noi non possiamo, assolutamente. Io la domenica mattina, la prima domenica successiva, eravamo stati chiamati a visitare l'appartamento di mio figlio e il nostro, come erano messi, e abbiamo visto arrivare, io penso che in quella domenica lì ne siano arrivati più vicino a 5.000 che a 4.000. Tanto per dire, noi avevamo 20-25, una catena umana che a ogni garage da mio figlio aveva una catena di 20-25 persone che spostava, sgombrava, e altrettanto quando siamo venuti a casa. Come dico, noi non ce l'avremo mai fatta, ecco. Perciò loro sono solo da ringraziare. A questo proposito vorrei fare una piccola polemica, se lei me lo consente. Prego. Ho sentito una signora che ha utilizzato una frase diplomatica ma diciamo ficcante, nel senso che anche nei giorni seguenti che hanno continuato a venire, noi come sa la Romagna, come il Veneto, accogliamo tutti, eccetera, eccetera. La signora, ho sentito che ha detto, tutte queste comunità hanno perso un'occasione importante, ecco, per dimostrare di far parte o di voler far parte di questo territorio. Con questo non aggiungo altro perché non voglio offendere nessuno, però questa è la realtà. Chiunque è venuto da 500-600 km di distanza merita un plauso ancora di più perché qualcuno poteva fare, io non li ho visti, ecco. Come tanti altri. Non ho capito. Io non li ho visti, queste comunità impegnarsi, almeno anche per la loro città. Io non li ho visti, altri li vedevo tutti infangati, ma ecco, questi hanno perso una grande occasione a mio avviso. Signor Rolando, prego. No, volevo aggiungere appunto che noi quando siamo arrivati giù martedì abbiamo avuto l'autorizzazione di poter andare giù perché non sapevamo se potevamo andare. Per fortuna Carlo non era in zona rossa, quindi potevamo accedere. Ci siamo organizzati, siamo partiti con due furgoni, uno dalla provincia di Treviso e uno dalla provincia di Vicenza, siamo andati giù con dei gruppi elettrogeni che mancava la luce, siamo andati giù con 3 idropulitrici e tiracqua per togliere l'ultimo fango rimasto. E a parte appunto tanti giovani volontari e la gente là del posto che si dava gara da fare, non abbiamo visto nessuna istituzione, è una realtà. C'era solo la gente che si arrangiava, però lo devo aggiungere, con una dignità unica, nessuno si lamentava. Io l'avevo visto tutto il giorno davanti alla casa di Carlo, tutto il giorno con la carriola e portava fuori il suo appartamento tutta la melma rimasta, tutto lì. E sua figlia con altre colleghe e sue amiche di liceo portava fuori di volta a volta suppelletti, tutta la cosa c'era da buttare perché non c'era niente, a parte i sanitari degli appartamenti, quelli del piano terra, non c'era niente da salvare, quindi tutti i suppelletti venivano tolti, portati fuori dalla strada, che c'era delle macerie, sembrava una fine di una guerra, una cosa indescrivibile. Ecco, quando siete arrivati, perché ci si poteva immaginare, perché magari già le prime immagini, ma quando siete arrivati... No, la realtà è molto più cruda, la realtà è molto più
come arrivati ci siamo quasi bloccati perché pensavamo sì, ma non una cosa del genere. Sembravano una distruzione totale, peggio di una guerra, peggio di un terremoto, senza, per carità, persone provate un terremoto sanno cosa vuol dire, ma è una cosa è veramente una catastrofe. E siamo andati giù appunto per aiutare un amico, lo abbiamo fatto volentieri e se ce ne fosse ancora bisogno, Carlo sa che noi siamo sempre disponibili. Anche perché gli amici servono in queste cose, i veri amici servono anche per questo. Voi non ci avete pensato 2 volte a mettervi in moto? È bastata una telefonata, io e l'amico Alberto Finozzi, che lui coadiuvava quelli 3 da Vicenza, io quelli 3 da Treviso, una telefonata, abbiamo messo su insieme sui furgoni che cosa serviva, siamo partiti anche con dei panini, li abbiamo distribuiti là, io ho lasciato 6 bottiglie d'acqua, non avevamo altro dietro perché non c'era lo spazio, abbiamo dato alla signora perché avevamo bisogno di tutto là, non c'era niente. E quel fornellino elettrico per farsi le uova? Alberto a Carlo e le uova per fare la prima frittata. No, non era elettrico, era gas, perché elettrico non c'era. Giusto, anche perché mancava, c'eravate senza luce, senza gas, per cui eravate anche isolati dal resto perché era difficile anche comunicare. Noi abbiamo anche, quando abbiamo fatto pulito, abbiamo pulito anche dovuto pulire dove c'erano i contatori a luce, abbiamo lavato giù tutto perché è una cosa indescrivibile. Una melma, poi c'è quella melma tipo argilla limo che è impressionante, che quando si asciuga diventa talmente, sembra quasi cemento. Poi molte persone hanno perso i ricordi di una vita, i documenti ci diceva il signor Carlo, ma i ricordi di una vita, le foto. Ho visto delle persone a cercare tra appunto la melma delle cose affettive, delle foto, le poliva quelle sono cose che ti rimangono dentro. Le persone proprio che hanno perso tutto. Là in un momento ho perso tutto, i sacrifici di una vita ti ritrovi senza niente. E appunto lo ribadisco, a parte tanti volontari giovani, noi che siamo andati giù perché avevamo deciso di andare giù, le istituzioni non c'era nessuno. La protezione civile, quelle persone là, forse erano state spostate in zone rosse, non lo so. Signor Albonetti, questa assenza delle istituzioni fa male, fa rabbia o il bisogno di rimettersi in piedi prevale su questi sentimenti che magari arrivano successivamente? Ci si rende conto dopo di chi non c'era e di chi invece c'era? Allora, se parliamo durante il fatto, nella prima settimana si è vista la presenza di Croce Rossa e Protezione Civile, soprattutto Croce Rossa, volontari che venivano da tutte le parti, camion che venivano da tutte le parti, e quello è stato, diciamo, quelli che gestiscono l'emergenza. Il fatto che dopo, secondo me, sono stati rimasti, per fortuna, perché probabilmente non avrebbero avuto neanche il personale per aiutare decine e decine di migliaia di persone, per me sono stati anticipati dalla marea dei volontari. E si sono, anzi, il venerdì precedente che venisse giù Rolli, il sindaco aveva pregato con un'ordinanza di non ruotare le cantine, di non ruotare gli appartamenti per non ingombrare le strade. Sarà pure corretto, però se sabato e domenica non venivano quei 4, quella marea di volontari, noi eravamo ancora là con tutto il fango dentro. Perciò diciamo che tutto è finito bene, perché hanno sgombrato anche in modo tale da lasciare le strade. Però le istituzioni sono rimaste magari un attimino, perché volontari della protezione civile non si mettono a sgombrare il fango, loro al massimo dicono vai qua, vai là, ma sono stati anticipati. Ecco, dove può esserci, se mi consente faccio una digressione, che poi andiamo al punto e poi magari la chiudiamo, perché questa roba non doveva succedere. Ecco, perché si è parlato di colpa dei cambiamenti climatici, di due fenomeni, due precipitazioni intense nel giro di poco tempo, ma lei mi spiegava ieri, abbiamo anche delle immagini che lei mi ha fatto avere, lei tra l'altro vive in una zona in cui confluiscono 2 fiumi e dice precipitazioni ce ne sono state, ma una cosa del genere non è mai successa. E allora? No, allora... Chi comincia a parlare di cambiamenti climatici già mi fa un po' girare le balle, si può dire, no? Sì, prego. Ma però mi dà un grande assist.
Perché gli direi a questo signore, ma sono 30 anni che parlate di cambiamenti climatici e lo so anch'io che sono cambiati, perché 6, 7, 8 mesi di siccità in un mese, 20 giorni piove quello che pioveva in un anno, e ormai sono 25-30 anni che succede così. Dico, allora, oltre che a partire male, è un aggravante questa. Se tu la metti come scusante, io te la metto come aggravante. Perché uno che ha una malattia che dura da 25 anni e non prende neppure un'aspirina, dopo scusami, non mi puoi dire, mi hai preso la febbre. Lo sai, pensaci prima. E invece no. 40 anni che non si vede una draga, io sono 41 anni che abito qui. Di fronte all'incrocio dei fiumi c'era la spiaggia di Faenza, ci facevano i tuffi, tutti gli anni dragavo. Ora sono 41 anni che abito qui, non ho mai visto dragare. Dalle foto che le ho mandato si vede che... Adesso chiedo alla regia se può mandare in onda quelle immagini. Eccole qui, prego, signor Carlo. Ecco, dalle immagini che non sono immagini storiche fatte girare dall'associazione della Torre dell'Orologio, dove si vede l'alveo del fiume metà del 40, ecco, 40, 50, 60, 70 anni fa, ma era... O poi si vede quello che è oggi, ripreso dallo stesso punto, e si vede che l'alveo del fiume è ridotto a un quarto. Questo anche si vede, questo siamo nel 46, c'è ancora il ponte di ferro. Lei si riesce già a vedere come sotto sia pieno di canne e tutto il resto, e come sopra invece sia tutto aperto e un alveo molto più ampio. Tutte queste cose poi combinate, ecco, questo è quello che si vede oggi da quel grande slargo che si vedeva prima, e sempre dal Ponte delle Grazie, dove era già stato chiuso nel 2021 a maggio, perché i tronchi avevano incrinato il ponte, perché a maggio del 2021 i miei amici Rolli presente non sono potuti venire a trovarmi perché è piovuto per tutto il mese. Comunque i cambiamenti climatici ci sono, è disonesto intellettualmente chi vuole partire da quel fatto, perché l'onestà intellettuale direbbe sono 25-30 anni che ci sono dei cambiamenti climatici, dovevamo pensarci prima. Abbiamo mangiato delle terre al fiume, degli spazi al fiume, dobbiamo preoccuparci, e oltretutto noi raccogliamo 45 km di profondità in 2 vallate che arrivano in cima all'Appennino, perché la pioggia grossa è arrivata sull'Appennino, le piene vengono da su, e quando lei calcola che sono, secondo i calcoli di Bonaccini, sono venute 3.000 frane, allora mi viene da dire che poi, voglio dire, non è che c'è stato fatto un gran lavoro di prevenzione sul territorio, come in tutto il resto d'Italia. Per amor di Dio non andiamo a mettere destra o sinistra, non mi interessa. Io non lo dico ora, lo dico da 25-30 anni. Non abbiamo canale lungo la strada, le fossette sono piene, non ci sono... tutte queste cose che si facevano non si sono più fatte. L'acqua arriva al fiume troppo presto, e ne arriva troppa. In più il cambiamento climatico prima o poi doveva capitare. Allora io concludo questo aspetto con un'altra cosa. L'abbiamo sempre pensato, perché ho mia mamma che ha 94 anni, ha detto noi la nostra terra non la tenevamo così. Subito dopoguerra era stata istituita la Fanfani, non so se da voi c'era, che era del politico Fanfani, diciamo che era una sorta di... Tutti quelli che volevano andavano a lavorare, a rifare strade nel dopoguerra, e ancora oggi ci sono. Chi non aveva il lavoro, chi era i contadini, eccetera, chi mio babbo faceva il muratore, però in certi mesi non si lavorava, tutti. Allora, quando Romiti a Ballarò, dopo il 2000, la crisi dei subprime e la crisi del 2011 gli chiesero mai il lavoro, lui disse: l'Italia è un cantiere enorme. Non lo dice Albonetti, lo diceva lui. Perciò
di gente che noi allora non lavorava come oggi, che prendeva sussidi giustamente o meno, ognuno è libero di pensarla come vuole, però voglia a te un badile nelle mani, compreso mio figlio quando è stato un anno in disoccupazione, visto che la prendi, vai a pulire le fossette. Probabilmente io dico, ma io sono sicuro che questo non sarebbe successo. Punto. Ecco, perciò basta poco, non servono tanti soldi. Bastava, oggi istituzionalizzate di nuovo. Allora, faccio un ultimo esempio. Quando ci siamo accorti che l'Italia in determinate zone è particolarmente a rischio sismico, cosa si è fatto? Una legge nazionale nella quale che le prossime case si fanno con l'antisismica. Bene, si identificano zone dove ci sono, è una legge nazionale, dice da oggi in poi, tutti i giorni dovete andare a pulire fiumi, pulire canali, a fare canali di sfogo, anziché coprirli, eccetera, eccetera. Perché altrimenti alla prossima volta, ma al prossimo acquazzone, perché qui siamo rimasti senza argini. Senza argini. E in più, dalle foto che le ho mandato, le ultime due, si vede che crollando anche i campi di fianco, si sono riempiti i fiumi. Il fiume non esiste più, l'alveo è coperto, non tiene più un litro d'acqua. Questa è la cosa che fa, ecco bravissima, che è la cosa che fa incavolare di più. La gente è incavolata, ma non perché è incavolata, perché non sente raccontare. Tutti arrivano fino lì. Dico, ci arriva mia mamma che ha 94 anni, ma è rimbambita. Voglio dire, non lo so. Ecco, questo fiume qui, secondo lei, che è proprio di fronte alla mia terrazza, che io lo vedo, ma mai l'ho visto delle altre volte pieno, ma non l'ho visto pieno di fango, di alberi. Ecco, guardi, cosa può tenere un fiume in quel modo lì? Quindi lei dice, signor Carlo, che le prossime precipitazioni intense potrebbe succedere di nuovo? Facciamo le corna. Allora, qui non servono, qui noi, perché ormai quando uno, com'è che si dice, quando sei bruciato ti dà fastidio anche a casa. Allora, la prima nuvola che vediamo giù in cielo, cioè, abbiamo i sudori addosso. Ma il problema è che non è solo, perché io paradossalmente che sto qui, ecco, diciamo qua sulla destra di quel ponticello che si vede del fiume là, qua, siamo nella strada di qua, siamo un po' più in alto. Da noi ce n'è arrivato 1,80 m, ma ci sono zone ben più distanti dove sono arrivati fino al secondo piano, cioè parliamo di 8 metri d'acqua. Cioè non è che parliamo, e il 60% della città, comprese le periferie, è stata colpita, ma non con 20 centimetri. Cioè, ecco, e vorrei che questo non è mai, dal primo giorno che ero in hotel, la sera, il giorno dopo, mi sono fatto sfidare da mia moglie e ho detto, ma che cavolo racconta questo qua? Questo si fossilizza sulle frane e è una bomba d'acqua. Ma quale bomba d'acqua? Ma quale bomba d'acqua? Cioè, ma scherziamo, è un mese che piove, qui si vede bene, non possono tenere questi fiumi. Ora, di qui in avanti, questi qui non li dragano subito. Se non li dragano subito e non rifanno gli argini immediatamente, siamo lì. Ieri mia moglie aveva, con una sua collega qui, erano andati al Consiglio Comunale lunedì, tutte ovvietà, tutte retoriche, vabbè, qualcuno sono andati a parlare hanno convocato un assessore, non dico il colore, è venuto ieri gentilmente, ha preso atto della situazione, ha detto quelle che hanno dichiarato che dragheranno dalla sorgente alla foce. Adesso io direi piuttosto che cominciamo a dragare dove ce n'è bisogno. Sarà un modo di dire, mi sta bene. Però qui, ultima polemica, ma non ce l'ho con loro. Portare in giro le nostre istituzioni, i nostri maggiori rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee con l'elicottero, non gli rende l'idea, Mi creda a me che era meglio che li facessero scendere
che fossero portati sul rivale di questo fiume e che si fossero vergognati a nome di tutti le politiche, gli amministratori precedenti, ma non solo di Faenza, un po' dappertutto capita. Ecco, bisogna vergognarsi una volta ogni tanto, no? Signor Carlo, credo che non ci sia bisogno di aggiungere altro, poi da casa ognuno insomma ha capito benissimo quella che è la sua analisi. Un'ultimissima domanda e poi la lasciamo andare. Vedete la luce in fondo al tunnel o è ancora lontanissima? No, io sono convinto che ben venga se c'è qualche aiuto, perché ci sono persone che ne hanno veramente bisogno come il pane. Perché quando io vedo un signore che suo figlio stava qui sotto da me, loro si erano fatti una villetta qua, dopo 10 giorni aveva addosso i panni che gli avevano dato la Croce Rossa, non ha più un cavolo. Allora, detto questo, non si vede la luce, cioè stiamo cercando di normalizzarci, con gli aiuti ci daranno una mano, ma i danni te li tieni, c'è poco da fare, nessuno mi ridarà l'appartamento di mio figlio, anche se voglio dire qualcosa realizzerò, però io ho stimato per esempio solo per me, ma giusto per fare una stima, di oltre 200.000 euro di danni. Poi l'appartamento vale poco, vale 125 più gli arredi, la macchina, il motore, le biciclette e via discorrendo, elettrodomestici, parti comuni che saranno da rifare. Perciò, con tutta la buona volontà, ovviamente il nostro governo non potrà arrivare a certe cifre. Questa mattina avevamo una riunione con una libera professionista che fa del volontariato, che ci ha indicato come presentare alcune domande che, sebbene secondo loro in via semplificata, però senza un professionista non ce la fai a mettere le croci nel posto giusto. E ci sono anche delle contraddizioni enormi, perché è stato messo per esempio un limite del 10% sugli abiti, ma di 3.000 euro sono 300 euro. La gente la prima cosa che ha perso sono gli abiti. Cioè, lei mi dica una famiglia di 4 persone, la domanda la può fare uno solo, che cosa si compra con 300 euro? Certo. Niente. Certo. Ecco. Signor Carlo, io la ringrazio davvero tantissimo. Ringrazio io voi e mi scuso di alcuni sfoghi, ma purtroppo sono qua e sono qua con tutte le persone con le quali io non che mi confronto, ma che vengono a parlare, perché tutti hanno avuto danni, tutti. Certo. Credo che sia uno sfogo più che legittimo, comprensibile da chi ha visto quello che è accaduto con i propri occhi, quindi siamo qui anche per raccogliere queste considerazioni e questi sfoghi, e io la ringrazio, le faccio un semplicissimo in bocca al lupo e davvero grazie per la sua testimonianza. Bocca al leone. Grazie a Carlo Bonetti. Ciao Carlo. Ciao Rolli. Ciao. Alla prossima, mi raccomando. Saluta dalla Torre Sartore, ringrazio tutta la Genga e sai che se hai bisogno noi ci siamo sempre. Grazie. Ciao, alla prossima Carlo. Alla signora. Ciao. Grazie Carlo. Posso dire? Certo Rolando, io volevo tornare un secondo, anzi se vuole aggiungere qualcosa in merito a quello che a questa analisi così sentita e forte che ha fatto il suo amico. Ha fatto un'analisi tecnica, ma ci arriva qualsiasi persona ci arriva. Allora io dico una cosa, ho imparato una cosa, che gestire l'emergenza costa molto di più che fare la normale manutenzione di tutte le cose. Noi abbiamo un paese magnifico, l'Italia è un paese stupendo, però, ripeto, le decisioni alla fine sono solo politiche. Tanti politici ascoltano i tecnici danno loro il parere tecnico, poi le scelte sono solo politiche. Mi faccio meraviglia in questo caso specifico dell'Emilia Romagna che c'erano a disposizione tanti fondi e non è stato fatto niente. Io non do la colpa al Presidente della Regione di turno, io do la colpa a tutti. Ogni volta e ne riparleremo fino alla prossima volta. Adesso siamo tutti tecnici, in Italia tutti dicono la loro e quindi ognuno ci indovina. Fino alla prossima volta, mi auguro di sbagliare, ma non più 20 anni, purtroppo succederà un'altra parte, per carità. Basta guardare la situazione attuale, là, il fiume Lamone, alla prossima piena tornerà tutto come prima. Poi la gente, una volta che
che ha subito una cosa del genere vivrà sempre con l'angoscia, con la paura che possa succedere ancora, quindi è una situazione molto, molto, molto tragica, terribile a livello umano, a livello sentimentale, a livello tutto, e veramente auguro ai faentini, ai romagnoli, un grosso in bocca al lupo, ma la vedo dura perché io quel giorno ho salutato quella signora che abbiamo visto prima su una foto, le ho detto guardate che alla fine ce la farete, e lei sorridendo mi ha risposto speriamo, perché appunto la situazione è molto delicata, basta sentire i numeri che ha fatto l'amico Carlo, solo Faenza sono numeri da guerra mondiale, sono cose spaventose, sono cose... Che cosa si è portato a casa dalle persone che hai incontrato mentre aiutava Carlo e il figlio? L'ho detto prima, ho trovato tanta dignità di tutte persone normali, persone qualsiasi, e tutti lavoravano, si davano da fare, nessuno si lamentava. È una cosa strana a vedersi, perché qualcuno ce l'ha sempre con qualcosa, no? Lavoravano in silenzio, spallavano, lavoravano e col sorriso tra le labbra, è una cosa che ti rimane dentro, queste cose e ti fanno riflettere, perché, ripeto, anche quel giorno là abbiamo visto tanti giovani che si davano da fare, e quello è il lato positivo dell'Italia. Nel momento di bisogno noi, la gente comune però, siamo sempre disponibili verso gli altri, perché sappiamo che se prima o poi, speriamo di no, dovrà succedere a noi, sappiamo che possiamo contare su tanta gente. Questo è il lato positivo della cosa. L'altro lato, ripeto, non do colpa a nessuno, i fondi c'erano, bastava adoperarli. La normale manutenzione dell'alveo dei fiumi, almeno quello andava fatta. Adesso ci saranno delle inchieste automaticamente, ci saranno delle denunce, poi tutto in una classica bolla d'aria. Ripeto, mi auguro che quelle cose non debbano più succedere. Io la ringrazio davvero tantissimo, io ringrazio grazie voi. per averci messo in contatto con, sappiamo che ha fatto un grande pressing sul signor Carlo perché potesse collegarsi, non sarebbe stato fattibile fino a qualche giorno fa perché i collegamenti erano impossibili e abbiamo aspettato apposta Ma diciamo oggi. che io ho insistito anche perché fosse lui in prima persona a dirci la realtà di Faenza, perché ripeto, a livello televisivo fa vedere le cose fino a un certo punto. Quindi lui ha vissuto in prima persona questa situazione e lui e suo figlio la sta vivendo tuttora, sta riprendendo perlomeno lui la sua abitazione, sta riprendendo la normalità. Speriamo adesso che le cose, ma lui ha già detto, ha già sottolineato dei numeri, il fatto di aiuti è una piccola goccia che per riempire il vaso ci vogliono tante altre gocce. Speriamo che e la Regione, e lo Stato, e l'Europa siano propensi a dare molto, ma molto di più, perché la gente là veramente ne ha bisogno. Grazie a Rolando Bortoluzzi, Grazie se dovesse tornare ci faccia sapere e saremo con voi nel nostro piccolo per dar voce a chi sta cercando di rialzarsi tra mille difficoltà. Grazie davvero signor Rolando. Grazie a voi per questa opportunità e buon lavoro, e buona giornata e buon weekend a tutti. Grazie davvero e noi ci fermiamo per la pubblicità tra poco. C'è il meteo. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. La pressione aumenta un pochino, ma aspettiamoci ancora una locale instabilità. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 9 giugno. Sul Veneto, dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, avremo nubi irregolari, anche consistenti, specie sulle zone montane, pedemontane e interne della pianura. Probabilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature in rialzo e afa in aumento, minime tra 14 e 20 gradi, massime tra i 25 e i 29 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo poco nuvoloso, a seguire temporali sparsi in montagna come ci mostra la grafica, localmente fin verso la pianura, meno probabili ma comunque non esclusi sulla costa. Temperature minime sui 16-18 gradi, massime invece comprese tra i 26 e i 28 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Trentino Alto Adige, dove sarà infine soleggiato ma permarrà la possibilità di isolati rovesci pomeridiani. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime sui 28 gradi.
Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Siamo tornati in diretta, cambiamo completamente argomento perché così è questa prima edizione e parliamo di una 3 giorni che vedrà la danza protagonista a Treviso in ricordo, in omaggio, in onore di un grandissimo della danza, Nureyev, destinato a vivere, questo è il titolo di questa 3 giorni, dal 10 al 12 di giugno, con tavole rotonde, con spettacoli anche che potranno sorprendere i cittadini di Treviso, i turisti che passeggiando per il centro si imbatteranno in questi spettacoli. Grazie, buongiorno a Silvia De Marchi, direttrice organizzativa Opera 24. Grazie per essere con noi. Grazie per avermi invitato. Silvia, iniziamo facendo un passo indietro, torniamo a questi ultimi 3 anni che hanno visto tanti settori fermarsi, ancor più quello degli spettacoli, che fosse la danza, che fosse il teatro, che fosse la musica, i concerti, tutto si è fermato a causa della pandemia e questa è l'occasione per voi, per gli artisti, per tornare alla normalità e tornare a far vedere quella che è un'arte meravigliosa come quella della danza. Esatto, siamo partiti proprio da qui, siamo partiti da questi 3 anni di inattività. I ragazzi di tutte le scuole private, perché i grandi enti lirici hanno un altro tipo di gestione del lavoro, ma le scuole private e comunque le piccole realtà hanno sempre avuto una difficoltà nel uscire dopo questi 3 anni. Sono riusciti, sono riusciti a fare il loro lavoro perché si sono ingegnati. L'inventiva delle maestre di danza è stata quella di fare lezioni online, quella di dividere la sala in quadrati per non far toccare i ragazzi. Tutto questo è andato benissimo e ovviamente ha attivato tutta una serie di cose positive che sono successe. Mancava e manca per loro, perché non fanno parte delle grandi compagnie, mancava un palcoscenico dove potersi esibire. E allora ho pensato di usare l'ho usato in maniera un pochino così furbesca, una cosa che è successa e che comunque è importante per la storia della danza, che è questo grande artista che è Rudolf Nureyev. Morto il 6 gennaio del 1993, si tiene quest'anno e si è tenuto in tutti i teatri del mondo, Parigi e Londra, ma comunque anche in Italia alla Scala, si sono tenuti tutta una serie di eventi per onorare e per ricordare questo grande artista. Treviso ovviamente non è arrivata subito, ma ci siamo arrivati noi con questa 3 giorni dove inizieremo a portare la danza fisica per i ragazzi, perché questi ragazzi di questa scuola, che è la scuola Fifth di Treviso, diretta da Silvia Funes, sono in numero di 50, arrivano al massimo a 18 anni, quindi sono dei talenti incredibili. Li ho visti ieri in prova, bravissimi, incredibili, intensi, pieni di passione, che è forse la cosa che quando si fa danza si cerca fondamentalmente. E quindi da una parte ho cercato di portarli sul palcoscenico e poi però il palcoscenico ha bisogno di pubblico. E quindi la danza è anche narrazione, racconto, e quindi ho cercato di portare anche quello che è la storia della danza, i professionisti della danza a Treviso. E in questo caso partiamo proprio domani alle 16:30 a Santa Caterina nella Sala Coletti con 3 grandissimi personaggi della danza italiana, che sono 2 studiose dell'Accademia di Danza di Roma, Roberta Albano e Maria Venuso, un danzatore che è Alessandro Vigonzetti, il quale ha conosciuto quando era giovane
ancora. Nureyev nei teatri d'Italia, era mi pare a Firenze, ma ce lo racconterà meglio lui domani. E una moderatrice che è stato il mio gancio, è stata la persona che mi ha aiutato a organizzare tutto questo, nel senso di questa tavola rotonda, che è Maria Virginia Marchesano, che modererà l'incontro e dialogherà con questi professionisti. Una 3 giorni che ha il patrocinio del Comune di Treviso. Abbiamo visto in questi giorni molti post del sindaco Mario Conte proprio per annunciare questa 3 giorni. Ci sarà dunque questo evento a Santa Caterina, ma poi ci saranno anche... adesso si chiamerebbero flash mob, ma noi li chiamiamo dei momenti di danza urbana, quando ci saranno queste incursioni, sì, possiamo dire così. Sono delle vere e proprie incursioni. Proprio perché, mi perdoni Silvia, perché in questi 3 anni, anche se poi le scuole di danza si sono ingegnate, è mancato il rapporto con il pubblico, il contatto con chi dà anche al danzatore la voglia di mostrare la sua arte. Esatto, esattamente questo, e questa è stata un'altra cosa che ho voluto fortemente. I ragazzi si troveranno in 2 punti di Treviso, sabato intorno alle 17 e domenica intorno alle 12, in mezzo alla gente, senza musica, senza tutte le loro sicurezze. Le sicurezze dei ragazzi di 16-17 anni sono un palcoscenico, una quinta, un sipario, e invece in questo caso saranno loro vicino alla gente e faranno una piccola incursione. Si chiama, quando ero giovane io era la danza urbana che faceva tanto, adesso il flash mob appunto. Sono delle piccole incursioni, non durano moltissimo, ma servono anche a loro. Io l'ho fatto per loro perché poi dopo, non volendolo pubblicizzare perché non sapevamo il tempo, c'erano tante variabili che potevano incidere su questo evento, è per loro, per fargli vivere di nuovo quello che significa lavorare un anno intero, ma non un anno intero, in questo caso 4 anni interi, e poi riuscire ad entrare in strada e a portare la loro arte, perché credo sempre che se hai la famosa passione sei salvo in qualunque maniera. Puoi fare l'operatore, puoi fare proprio il danzatore in questo caso, ma anche il pubblico. È importantissimo creare pubblico. Il pubblico è quello che pagherà il biglietto del teatro, e se non lo educhiamo con qualcosa che sia legato un po' alla narrazione, perché è importante anche dare una narrazione. La narrazione, io sono una professoressa di lettere, ma non lo dico, e quindi la narrazione per me è importante, il racconto. Le persone devono capire o comunque essere suggestionate da quello che succede in scena. Anche chi non è un addetto ai lavori, anche chi non è un appassionato di danza deve capire, nel momento in cui si trova circondato da questi danzatori in una piazza, quindi non in un teatro, non in un palcoscenico, che cosa sta vedendo, che cosa sta vivendo. Assolutamente. Sentirsi parte di quello spettacolo. Esatto, è proprio questo. Lo scambio, in sala si parla di energia, però lo si parla in tanti ambiti. È l'energia che bisogna in qualche modo far uscire da questi ragazzi per coinvolgerli, per far coinvolgere anche il pubblico, perché solo così poi dopo si potranno poi proporre eventi più strutturati, più complessi, più grandi, che di solito entrano solo nelle grandi città, Roma, Milano, e nelle piccole fanno ancora un po' di fatica. 3 giorni sono stati faticosissimi da organizzare perché ci sono tutta una serie di problematiche da gestire, però ho avuto persone che mi hanno supportato, c'è lo staff di Opera 24, ho la scuola Fifth con Silvia Funes che si occuperà delle coreografie di una parte dello spettacolo, Daniel Ruzza della seconda parte, e poi siamo riusciti ad avere, per fortuna, perché è fine anno e loro sono in fase di diplomi, Francesca Sari che si diplomerà proprio domani alla Scala di Milano, e poi Giacomo Beraldo che rientra da un tour europeo, è stato allievo a Monaco, è stato a Zurigo, ad Amsterdam, e rientreranno nel loro palcoscenico. Sono contenti, li ho conosciuti, li ho rivisti pochi giorni fa, e erano emozionati di risalire nel loro palcoscenico, che è quello della loro città.
E lo spettacolo finale sarà domenica. Lo con spettacolo finale i sarà ballerini che domenica. arriveranno nel loro habitat, quindi in un teatro. In questo caso noi abbiamo i ballerini del corpo di ballo di Fifth, che sono straordinari, veramente energetici, incredibili. Penso che ormai il pubblico è abituato a vedere la danza in televisione, ci sono vari programmi che la raccontano, e a teatro è un'altra cosa. Qui ci sarà una prima parte dedicata al vecchio balletto classico, la Film al Gardé, coreografata da Silvia Funes, e la seconda parte coreografata da Daniel Ruzza, dove si mischieranno la storia di Rudolf Nureyev inserito proprio all'interno del balletto classico che lui ha rivoluzionato. Non avremmo Roberto Bolle se non ci fosse stato prima Rudolf Nureyev, perché il ballerino prima era solo e soltanto porteur, più o meno. Adesso la danza è diventata in maniera positiva, danza di massa. E una volta eravamo pochi che studiavano, si interessavano. Adesso anche mio papà sa di danza qualcosa, ed è una cosa fondamentale, perché quando si cerca di fare un lavoro e lavorare con i giovani, bisogna anche fargli vedere cosa potrebbero fare o cosa potrebbero ottenere se riuscissero in qualche maniera a perseguire il loro sogno. Si può fare il pubblico, si può fare il giornalista di settore, si può fare il critico, si può fare lo scrittore. Le due insegnanti dell'Accademia sono entrambe, tutte e tre, anche Maria Virginia Marchesano, autrici di testi scientifici, testi che vanno all'università, che vanno dentro i licei, e poi c'è tutto il pubblico. Il pubblico che può diventare pubblico plaudente se lo spettacolo è dignitoso, oppure giustamente pubblico che fischia, perché il pubblico che fischia è un pubblico che ragiona, e quindi ci vuole anche questo. Speriamo di non che ci siano i fischi, sì. In tutto questo c'è un aspetto non di secondo piano, anzi forse che sarebbe stato, che avrei dovuto mettere all'inizio di questa nostra chiacchierata, ed è l'aspetto benefico, perché il ricavato della serata al teatro, quindi di domenica, sarà devoluto all'associazione Onlus Sogni di Rudy Zanatta, che è un'associazione che si rivolge ai bimbi malati. Esatto. E questo è un'altra parte del grande puzzle che è questa 3 giorni. I ragazzi avevano bisogno di uno scopo, perché altrimenti i ragazzi pensano a cosa devo fare, ma non hanno quella spinta in più. Dare questi soldi a questa associazione, e Rudy è un grandissimo, un'anima veramente alta e bella, realizza i sogni dei bambini dei reparti oncologici dei vari ospedali della nostra zona. Mi pareva giusto che i ragazzini con il loro lavoro portassero sogni, realizzando loro, portassero sogni anche a questi altri bambini. Quindi il nostro impegno e la nostra fatica è per riuscire ad avere un teatro pieno, gremito, non solo per far vedere e per realizzare i sogni dei ragazzi che stanno ballando, ma anche con una sorta di transfer per realizzare i sogni dei bambini che non potranno essere o non ci sono lì, ma che è giusto che abbiano anche loro il loro momento di felicità. Mi sembra doveroso. Spero vada tutto bene, siamo in corsa, domani partiamo e quindi speriamo che vada tutto bene. Allora, gli appuntamenti sono sabato a Santa Caterina per questa tavola rotonda, poi intorno alle 17, 17:30 sorpresa, per cui nulla di, non c'è un programma, un appuntamento, ma andate in centro intorno a quell'ora, girate intorno a Piazza dei Signori per di là e vi troverete coinvolti in uno spettacolo di danza. E poi domenica ci sarà uno stage con appunto le lezioni con Bigonzetti e Maria Virginia Marchesano. Anche qui intorno a mezzogiorno così altro spettacolo, e poi il gran finale al teatro comunale. Un'ultima battuta, Silvia, lei ha parlato di sogni, ha parlato di passioni, perché tutto questo
dà una ragione di vita, il fatto di sognare, di avere una passione, che poi questa si possa realizzare, ma l'impegno che ci si mette porta i giovani ad avere un motivo per impegnarsi e anche magari, possiamo dirlo, per stare lontani da certe situazioni di cui purtroppo noi che facciamo cronaca spesso ci troviamo a dover raccontare. Sì, lo dico anche ai ragazzi. Anche lei come insegnante, certo, lo dico sicuramente anche ai lo conosce. che mi chiedono perché dobbiamo leggere certi classici, perché dobbiamo leggere certi autori. Io racconto sempre che non è importante quello che si legge, l'importante è farlo, l'importante è trovare da qualche parte nella lettura, nella danza, nel teatro, nel calcio. Ho fatto leggere quest'anno ai ragazzi qualche libro di calcio perché vedevo che erano appassionati. L'importante è avere la passione, perché quella, come hai detto poco fa tu, salva sempre, in qualsiasi momento, in qualsiasi posto. Grazie Silvia De Marchi, Grazie direttrice organizzativa Opera 24, e in bocca al lupo per questa 3 giorni di danza a Treviso. Grazie davvero Silvia, noi andiamo avanti, dovremo avere in collegamento la nostra Valentina Visentini perché continua il nostro racconto verso il 13 giugno, verso la festa di Sant'Antonio. Padova si prepara alla grande giornata, in città tornano i pellegrini dall'estero. Buongiorno a Valentina Visentini insieme a Cristian Roque Allende. Buongiorno da Padova con questa bellissima vista dall'alto della Basilica di Sant'Antonio. Mancano sempre meno giorni alla grande festa del 13 giugno e quest'anno, finalmente usciti dalla pandemia, si vedono tantissimi pellegrini stranieri, molti di più rispetto agli anni scorsi, che vengono qui, tantissimi devoti di Sant'Antonio. Qui con me c'è padre Mario Conte, direttore del Messenger of St. Anthony, il giornale di riferimento dei fedeli stranieri di Sant'Antonio. Padre Mario, da dove arrivano quest'anno i pellegrini? I pellegrini arrivano in frotte numerose, diciamo soprattutto in primo luogo dalla Polonia, perché i polacchi sono sempre stati molto devoti di Sant'Antonio fin dai tempi proprio di Giovanni Paolo II. Però dobbiamo dire che c'è un fortissimo aumento soprattutto del Nord America. Moltissimi sono gli statunitensi e anche i canadesi che vengono qui proprio a pregare Sant'Antonio, e a questo proposito voglio dire anche che hanno richiesto ormai da diversi anni che una messa venga proprio lanciata in lingua inglese nel giorno della festa di Sant'Antonio, proprio perché abbiano la possibilità di ascoltare in diretta la messa di Sant'Antonio. A questo proposito devo ringraziare proprio voi di Rete Veneta che ci date questa possibilità. La trasmissione viene proprio emessa da WTN, che è, pensate, l'ente religioso televisivo più grande del mondo, con una utenza di 250 milioni in 144 paesi, quindi avere una messa programmata da loro, diciamo, non soltanto negli Stati Uniti, non soltanto nel Canada, ma è una Santa Messa veramente trasmessa in mezzo mondo. Ecco, poi volevo dire che a parte questo ci sono anche i canadesi. Una reliquia di Sant'Antonio è partita proprio ieri per il Canada, proprio perché anche i canadesi sono molto devoti di Sant'Antonio. Devo dire poi che una cosa, scusate, un po' commovente è il fatto veramente di vedere dei gruppi dell'Ucraina. Io non so adesso se questi vengano direttamente dall'Ucraina o se vengano da posti qui in Italia o da altri posti dove sono sfollati, però ci sono tutti questi piccoli gruppetti, ma molto numerosi, piccoli ma numerosi, che vengono a pregare proprio sulla tomba di Sant'Antonio. Vedi proprio questi volti rigati di lacrime, che è una cosa veramente che ti strappa il cuore, ma ci tengono sempre ad avere una bandierina o dei colori della loro nazione per far vedere che loro sono presenti nella preghiera proprio verso Sant'Antonio, dalla loro patria così sofferente. E poi devo dire infine che c'è anche l'Australia, che è sempre molto collegata con Sant'Antonio. E a questo proposito anche Sant'Antonio sta andando proprio in questi minuti in Australia. In che modo? È partito proprio stamattina un nostro frate, padre Andrea, proprio per andare in Australia, perché pensate, lì sono 38 anni che un nostro frate va sempre in Adelaide, una grande città dell'Australia, dove c'è una chiesa, Our Lady Queen of Peace, che è proprio sempre collegata con Sant'Antonio, tant'è vero che viene chiamata Little Padua. E quindi ci sarà una reliquia di Sant'Antonio anche ad Adelaide in Australia. Noi ringraziamo Padre Mario. Dunque il 13 giugno una grande festa con tanti pellegrini attesi in Basilica e ovviamente la diretta di Rete Veneta dalle 5:30 del mattino fino alle 22:30. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio.
Grazie a Valentina Visentini, grazie a Cristiano Caiende per l'apporto tecnico e grazie al vostro ospite, il nostro avvicinamento, come ha detto Valentina, per la festa di Sant'Antonio, che naturalmente Media Nord-Est, come sempre quando ci sono i grandi eventi, seguirà per portarvi, per chi non potrà essere a Padova in questa giornata così importante per Padova, ma non solo. E adesso buongiorno Tony Venturato, buongiorno. Giornalista, scrittore, buongiorno Tony. Buongiorno. E grazie davvero per essere con noi. Intanto vediamo questa maglietta particolare che riporta il titolo del suo libro, che è un libro che racconta, io ho parlato di rinascita anche nel titolo, adesso spiegheremo per chi non ti conosce. Io invece ho qui in mano questa medaglia, grazie ad Alessandro Graziella e a Mattia Pizzaia in regia, che è la tua medaglia di partecipazione alla maratona di New York. Allora, Tony ha un incidente qualche anno fa, un incidente stradale, e purtroppo li raccontiamo spesso, rimane gravemente ferito e quella che è la diagnosi dei medici è un fulmine che si abbatte su di voi, sulla tua famiglia. Certo. Perché quello che ti prospettano, quella che potrebbe essere la tua vita, è una vita dove camminare potrebbe non essere più possibile. Una vita immobile, potremmo dire. Cambiano tutte le prospettive, cambiano le prospettive familiari, cambiano le prospettive lavorative e cambiano soprattutto le prospettive anche inerenti proprio alla sfera personale. Diventare un nuovo papà, un papà che non si potrà più muovere e che dovrà gestire ugualmente i ragazzi che stanno crescendo, un papà che avrà delle difficoltà lavorative e che in qualche modo dovrà portare a casa anche la pagnotta. Quindi reinventarmi un nuovo lavoro, reinventarmi una nuova vita, e tutto ciò è anche grazie soprattutto a tutte le persone che mi sono state vicine, tantissime persone, grazie a mia moglie, a Raffaella, che mi ha dato veramente una mano incredibile, mi alzava dal letto e ha tenuto forte, tanto forte. Ai miei figli e gli amici che facevano la strada per venirli a raccogliere quando arrivavano con il pulmino dall'asilo. E sapevano che io non potevo naturalmente aspettarli, raccoglierli, e loro me li portavano in casa. È stata una vita complicata, difficile, con un bastone che mi ha fatto da compagno, prima una carrozzina, poi un bastone, le stampelle e così via. Ma io ho detto ai medici: mettetemi in piedi, io ho un sogno, ma voi mettetemi in piedi e io vi garantisco che correrò la maratona di New York. Lo farò, perché non solo porterò all'incasso quella cambiale, la mia cambiale con il destino, ma lo voglio fare perché sia da testimonianza a tutti quelli che come me sono rimasti fermi e che hanno perso le speranze. E nel 2014, dopo diversi interventi, 1 anno e mezzo di fisioterapia e così via, aver corso di nascosto dalla mia famiglia, mani e ginocchia sbucciate, ho corso la maratona di New York e una volta sono arrivato all'arrivo ho detto: sono l'uomo più felice del mondo, perché per me quello è stata vincere la maratona di New York, ma vincere la maratona della vita. Quando lei disse quella frase ai medici, cosa le risposero? Mi hanno detto di lasciar stare, perché poteva essere controproducente, sia a livello fisico, perché eventuali cadute avrebbero potuto compromettere ancora di più il quadro clinico, ma soprattutto a livello psicologico, perché voleva dire un'eventuale ricaduta, fermarsi per sempre. Tanti come me, che sono rimasti purtroppo fermi su una sedia a rotelle, hanno deciso di mollare, hanno deciso che non valeva più la pena vivere, hanno deciso di dedicarsi purtroppo ad altre cose, chi l'alcol, chi addirittura purtroppo la droga o farmaci pesanti e così via. Ecco, il mio sostegno anche quando vado nei centri per aiutare queste persone è: non importa che voi rimaniate seduti su una sedia a rotelle, guardate che potete fare le cose più belle di questo mondo e fatele. Fatele, facciamole assieme, possiamo farlo. Queste sono le immagini della la prima maratona, lei l'ha corsa nel 2014. Questa invece è 2022. Questa è 2022 perché con uno scambio epistolare tra me e gli organizzatori della maratona erano venuti a conoscenza di questo libro che io ho scritto, una piccola biografia.
E loro mi hanno invitato a questa maratona perché? Perché erano passati 10 anni esatti da quell'incidente motociclistico, tra l'altro in una data particolare per gli americani, 11 settembre. Tra l'altro 11 settembre crollate le Torri Gemelle, primo maratoneta nella storia, Filippide, Tony Venturato che ha fatto l'incidente. Ma gli americani si sono appassionati a questa storia, hanno ricevuto il libro. Il direttore della maratona di New York lo ha letto, si è emozionato, ha scritto al sindaco di New York, mi hanno contattato personalmente e io ho quindi detto ma aiutiamo anche i ragazzini di New York, ho dedicato un pensiero loro e ho detto beh allora doniamo i diritti di Never Give Up in America per curare i bambini oncologici in una fondazione pediatrica di New York dove si vanno a curare quei bambini delle famiglie che non possono pagare le rette e l'assicurazione medica. Adesso questo suo libro che racconta questa sua rinascita dall'incidente fino poi alla maratona, la prima maratona di New York, arriverà proprio nella Grande Mela per essere presentato. Questo è il primo passo e poi non sveliamo quello che sarà l'altro traguardo che la porterà a New York per un'altra cosa. Allora, il 4 di novembre di quest'anno sarà presentato Never Give Up nell'edizione inglese presso la Fondazione Stanley di New York, dove appunto si curano i bambini oncologici. E sarà un testo dedicato a loro proprio per spronarli e dire non importa una gamba in meno, un pensiero in meno, qualcosa in meno, la vita continua. Ed è ciò che tra l'altro io faccio continuamente nelle scuole medie, nelle scuole elementari della nostra provincia, del nord Italia. Vado dai ragazzini a dire guardate bambini, avete la passione per il calcio, per la danza, per qualsiasi altro sport, realizzate il vostro sogno, portatelo avanti, portatelo a compimento. E credetemi, è veramente fantastico poi ricevere i disegni dei bambini con la maglietta con scritto Never Give Up, con sottoscritto Tony grazie per averci aiutato, grazie per aver creduto in noi. Per me è veramente un regalo immenso. Ne abbiamo parlato poco fa con Silvia De Marchi di quanto sia importante portare avanti i sogni, i propri desideri, anche quando qualcuno ti dice non puoi farcela. Crederci sempre, poi se si riesce a raggiungere, però almeno si sa di averci provato. È proprio questo, vivere senza avere rimorso. Vivere senza avere rimorso, quindi dare tutto, in tutti i campi, dare se stessi ed essere convinti di aver fatto naturalmente il proprio meglio. Una bambina, dopo il mio intervento in una scuola elementare, è andata dalla maestra. Questa bambina aveva dei problemi in matematica, non riusciva, poverina, a fare i compiti, è andata dalla maestra e ha detto no maestra, anch'io voglio essere come quel signore, quel Venturato che ha scritto Never Give Up, io voglio essere così e domani farò i compiti. C'è riuscita, si è impegnata. È un piccolo passo, un passetto, sono piccoli esempi, però servono. Se noi mettiamo un granello nella nostra vita di questo motto, la nostra vita potrebbe cambiare da un momento all'altro. Significa aiutare il prossimo, significa impegnarci nel lavoro, fare un testo e cercare di farlo meglio, in qualsiasi ambito. Quindi dobbiamo sempre portarlo a termine, veramente, con dedizione. E poi tutti quanti abbiamo dei limiti, non siamo degli Ironman, non lo sono io sono un podista con la pancia, quindi effettivamente abbiamo tutti quanti dei limiti. Però i limiti possono essere superati, non tanto per superare l'avversario o l'altra persona, ma per superare se stessi, giorno dopo giorno. 2014 la prima maratona, 2022 poi 2023, ma questa volta Tony Venturato parteciperà alla maratona di New York con un riconoscimento molto importante. Perché Tony? Mi sto emozionando, mi sto emozionando perché mi è arrivata questa mail di invito dagli organizzatori della maratona di New York per meriti sportivi ed umani, per aver aiutato questi ragazzini malati oncologici con il mio libro, per aver dato loro l'impulso, per aver impresso, lasciato un segno nella loro vita e soprattutto anche perché tramite le vendite di questo libro in America
hanno comprato quegli ausili che loro non potevano magari avere, una semplice stampella, un deambulatore e così via. E quindi è stato, non so se sia una cosa che mi merito, però mi riempie di gioia e mi fa palpitare. Portare questa maglia mi fa palpitare il cuore. Quando le è arrivata quella mail dove appunto le annunciavano che avrebbe corso la maratona per meriti sportivi ed umani, che cosa ha pensato, che cosa ha detto ai suoi familiari? Ho chiesto se me lo meritavo o no. Ho chiesto quello, mia moglie mi ha guardato, ha stampato il più bel sorriso credo della sua vita, perché lei conosce le mie difficoltà, che ho anche tuttora, ma veramente. E non ho dormito la notte perché non mi sembrava una cosa vera. Ci eravamo scritti con gli organizzatori le settimane precedenti, però io non avevo intuito bene dove volessero arrivare. E poi mi è arrivato questo invito con questo attestato e mi riempie di gioia. Io non so, tra l'altro ho in questo periodo una condizione fisica un po' particolare e ho detto agli organizzatori: la correrò tutta, non mi importa se lo correrò in 5, 6, 8 ore. Guardate, venitemi anche incontro con la carrozzina, fatelo tranquillamente, però lì ci voglio essere e voglio arrivare con un sorriso incredibile, ma non per me, voglio farlo per quei bambini, per quei ragazzi, perché lo meritano, hanno creduto in me e io devo tanto a loro. Mi viene da chiederle se le dispiace un po' che un riconoscimento arrivi da così lontano e non nel suo paese. Sì, e punto, finito. Però c'è una cosa da dire, Francesca. Questa maglia porta un simbolo che è quello del comune di Trevignano. L'amministrazione comunale di Trevignano mi ha fatto un regalo incredibile, mi ha permesso di correre quindi con il simbolo del comune, della mia terra. Dietro c'è scritto Paracadutisti Treviso, perché io sono il presidente dei paracadutisti di Treviso, e qui c'è scritto Never give up in tutte le lingue. Ci tengo a precisare una cosa, soprattutto in ucraino e in russo, perché è un motto che deve essere veicolato in tutto il mondo. Credici sempre, mollare mai, anche per la questione della pace. C'è però anche l'Italia con il nostro tricolore dall'altra parte. Beh, il mio cuore è ammantato. Io dico sempre che il più bel colore del mondo è uno solo, verde, bianco, rosso. Quando sarà la maratona? Allora, la maratona è il 5 di novembre, presentazione del libro il 4 di novembre. Seguitemi perché ho bisogno di incoraggiamento, perché sono un runner con la pancetta e mi servono le pacche sulle spalle. Si sente una responsabilità in qualche modo? Urca, pesantissima. Francesca, veramente tanta responsabilità, tanti occhi puntati, tantissimi. Al mattino io quando apro Facebook Messenger rispondo ai messaggi, dedico mezz'ora della mia giornata a rispondere ai messaggi di persone che hanno avuto difficoltà nella vita, in qualche modo hanno letto il libro, hanno seguito la mia storia e così via, e io rispondo a queste persone e dico a tutti quanti: seguitemi perché sono 42 km, 195 metri, ma se li percorriamo assieme 1 metro, quindi 42.000 persone, guardate che percorriamo 1 metro assieme. E poi io corro, tra l'altro, sempre con un telefonino acceso, riprendo tutto. Infatti le vediamo le immagini proprio. E nella corsa del 2022 mi arrivavano i messaggi sul telefono che mi spronavano, mi dicevano: no Tony, corri, non fermarti. Ma cavolo, dovevo anche bere, no? Dovevo fare qualcosa. Quindi seguitemi veramente. E se mi vedete correre, venite, andiamo a passo assieme. Se dovesse tornare indietro a quei giorni in ospedale, a quella diagnosi, alla prima volta che si è rimesso in piedi, avrebbe mai pensato poi un percorso di rinascita? In qualche modo chi vive delle esperienze del genere dice: in quel momento sono rinato, sono ritornato alla vita in modo diverso. Avrebbe mai pensato poi ad uno sviluppo del genere e anche mettersi poi a disposizione degli altri in qualche modo con la propria storia? È una bella domanda, non me la sono mai posta, non ho una risposta chiara e precisa. Credo di no perché mi era accaduto tutto in quel momento, veramente tutto, e soprattutto non sapevo
come poter portare avanti il lavoro. Io faccio il giornalista come voi, scrivo, quindi se non giro, non scrivo, non guadagno. E soprattutto mi vedevo in grosse difficoltà anche personali, fisiche, avevo bisogno proprio di un aiuto di una persona anche per il semplice disbrigo delle pratiche quotidiane. Quello no, però c'è un passo nel mio libro. Io sono un paracadutista, se non posso camminare, posso volare e io volo. Grazie Tony, in bocca al lupo. Crepi, ma soprattutto viva il lupo. Viva il lupo sempre, naturalmente l'aspettiamo di ritorno da New York per raccontarci com'è andata la presentazione, questa maratona che correrà, lo ricordiamo, per meriti sportivi ed umani. È uno zainetto che porterà sulle spalle, ma che sicuramente è più che meritato per la sua storia, che deve essere d'esempio per tutti quelli, perché non bisogna mai arrendersi. Bisogna sempre crederci che ci sarà una nuova opportunità e che la vita va vissuta a pieno. Certo, grazie e soprattutto never give up. Grazie davvero a Tony Venturato e davvero in bocca al lupo. Porterà la famiglia? Quest'anno non porto la famiglia, ma loro mi seguono con l'applicazione, mi seguiranno con l'applicazione, quindi sul lettone con mamma e poi ci sarà la consueta telefonata un metro dopo l'arrivo. Bellissimo, grazie per questa testimonianza, grazie per questa bella storia da Trevignano a New York, aspettando che anche in Italia si possa riconoscere tutto questo impegno. E adesso andiamo a Schio, perché è un fine settimana con le penne nere per i 100 anni del gruppo ANA Valle Ogra, nel ricordo della prima riunione che si tenne al Pian delle Fugazze nel settembre, pensate, del 1923, e si svolgerà anche la dunata della sezione di Vicenza Montepasubio. E allora ci colleghiamo, buongiorno, la vedo di nuovo in collegamento con noi, la nostra Luisa Bertini, con il capogruppo degli alpini Valle Ogra Roberto Sbab e con Nicola Stoppa del gruppo Marciatori Valle Ogra. Buongiorno a te Luisa e buongiorno ai tuoi ospiti. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia di Roberto Sbabbo e Nicola Stoppa, entrambi del gruppo Alpini Valle Ogra di Schio, che quest'anno compie 100 anni e li festeggia in questo weekend, culminando poi a domenica con una grande festa. Certamente, sabato sarà dedicato al nostro centenario con l'alzabandiera, poi andremo a deporre una corona d'alloro al Sacrario Militare e poi ci saranno tutta una serie di festeggiamenti anche in serata. Ecco, festeggiamenti che culmineranno, come anticipavo, domenica, perché in realtà Schio anticipa un po' quello che sarà il 2024 qui a Vicenza. Perché? Beh, la sezione di Vicenza ovviamente ha avuto fiducia di scegliere Schio come location per la dunata sezionale del 2023. La prima dopo anni di Covid che ci hanno costretti a casa e purtroppo anche eliminare molte delle nostre attività. Ovviamente saremo tutta la provincia di Vicenza, o quasi, comunque presenti a Schio la domenica per poter fare questa grande sfilata e presenziare a Schio appunto questa meravigliosa dunata che è la dunata sezionale. Ecco, il vostro gruppo ha tante particolarità, una delle quali è che siete gli angeli della chiesetta, vero? Beh, gli angeli della chiesetta non voglio pensare a essere un angelo, mi manca l'aureola e anche le ali. Diciamo che noi siamo i responsabili della chiesetta sul Pasubio, per cui certamente abbiamo una grossissima responsabilità nei confronti di questa realtà che è sulle nostre montagne sacre. Ecco, ma tra le particolarità è anche quella che porta avanti il signor Stoppa ogni anno, quella dei marciatori, cioè? Sì, è un'attività che è stata approvata ancora nel 2004 in Consiglio Sezionale, è stata proposta da un alpino che ormai purtroppo non c'è più, ma è Matteo Miotto, mi sembra giusto ricordarlo, e noi abbiamo preso questa sua proposta e dal 2005, quindi dalla donata di Parma, ogni anno, a parte i 2 anni appunto del Covid, noi andiamo alle adunate a piedi per ricordare i nostri caduti. E quindi Rimini l'anno scorso, quest'anno
Udine, prossimo anno giochiamo in casa, stiamo valutando da dove poter partire perché Schio, Vicenza ci sembra troppo vicina, però Pasubio Vicenza si può fare. Grazie. Ecco, io ringrazio i nostri ospiti e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie davvero a Luisa Bertini e grazie naturalmente ai suoi ospiti. Noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, subito un aggiornamento che leggiamo dal sito del Gazzettino.it. Si stacca, eccolo qui. Mattoni si staccano dalla casa e piombano a terra, chiusa Calle del Caffettier. La polizia locale è intervenuta nel sestiere di San Marco, a poca distanza da Campo Sant'Angelo. Il provvedimento vale da oggi fino al termine delle operazioni per la messa in sicurezza. Alcuni mattoni sono caduti da una casa in corrispondenza del civico 3590 Calle del Caffettier nel sestiere di San Marco, a poca distanza da Campo Sant'Angelo. La calle è stata chiusa a garanzia della pubblica incolumità. Sul posto c'è stato un sopralluogo dei vigili del fuoco e di una pattuglia della polizia locale. Il provvedimento di chiusura impedisce la circolazione nel tratto compreso tra l'inizio della calle all'intersezione con Campo Sant'Angelo. Sentirsi sicuri nelle proprie abitazioni evitando il più possibile incidenti domestici. Questo è l'obiettivo principale della nuova campagna informativa Casa Amica presentata a Santa Lucia di Piave. In media in provincia di Treviso si registrano 18 accessi al giorno al pronto soccorso per traumi, la maggior parte di questi accaduti in casa. In Italia sono oltre 3,2 milioni all'anno gli incidenti domestici che colpiscono il 5,3% della popolazione, anche con conseguenze molto gravi. ANAP Confartigianato tempo fa aveva avviato un'indagine tramite questionari sulla situazione delle abitazioni, circa 1 milione, quelle realizzate negli anni 60 e 70, che racchiudono al loro interno piccole e grandi insidie, soprattutto per gli anziani. Sono tutti quegli ostacoli, quelle barriere architettoniche che purtroppo col mutare dell'età la possibilità di viverci bene è cambiata totalmente. L'anziano fa fatica a vivere sulle case che le ha costruite quando era giovane. Dall'analisi dei dati ANAP è nata una guida che oggi, grazie alla collaborazione con l'Associazione Comuni, il Centro Studi Amministrativi Marca Trevigiana e l'ULSS 2, è diventata un opuscolo informativo. 150.000 quelli che saranno consegnati nei comuni trevigiani, nei centri anziani o negli studi medici. Una guida per aiutare i meno giovani ad evitare pericoli in casa. 9 le trappole individuate alle quali prestare attenzione, dalle scale ai pavimenti, dai tappeti ai fili elettrici. Diamo piccole indicazioni, magari si può cominciare da una, quindi capire qual è il punto più fragile e cercare di fare un piccolo cambiamento ogni giorno, per installare un'abitudine sana. Oltre agli opuscoli informativi verranno realizzati degli incontri di approfondimento per fornire ai cittadini tutte le informazioni utili per mappare le proprie abitazioni, attuando i necessari interventi di protezione dai rischi. Ricordando anche quelle insidie e quei pericoli che possono emergere proprio all'interno delle abitazioni e che portano poi da un giorno all'altro a mettere proprio in discussione anche la tranquillità e la stabilità anche dell'anziano stesso. L'acqua risorsa indispensabile alla vita ma non infinita. Se ne parlerà a Rosà nel fine settimana nell'ambito del festival dedicato proprio all'acqua. L'acqua, elemento vitale e identitario per il territorio rosatese, caratterizzato da un importante sistema di rogge e canali che da secoli ne disegnano il paesaggio, costituendo la base per lo sviluppo abitativo ed economico. Un legame forte, quello tra Rosà e l'acqua, che sarà celebrato con un festival dell'acqua in programma nel fine settimana. Un calendario di iniziative, di eventi che abbraccia tutto il fine settimana. Si va dal convegno, che è l'evento centrale di sabato mattina, che affronta il tema della risorsa idrica dal punto di vista tecnico-scientifico, quindi per poi affrontare la tematica dell'acqua da un punto di vista culturale con i più grandi ma anche i più piccini, con attività con gli acquerelli all'aria aperta nel Parco delle Rose. Puntare i riflettori su una risorsa preziosa, fondamentale per la vita del nostro pianeta, indispensabile per tutti gli esseri viventi.
Un bene la cui disponibilità non è infinita, una risorsa limitata dunque su cui riflettere alla luce anche dei cambiamenti climatici. E sarà proprio questo il tema al centro del convegno di sabato prossimo a partire dalle 10:30 in sala consiliare. Si parlerà dei cambiamenti climatici, si parlerà della scarsità dell'acqua, si parlerà dei problemi relativamente all'ambiente. Naturalmente avrà modo anche il Comune di Rosà di parlare di tutte le attività fatte in settore ambientale, delle varie iniziative che abbiamo fatto all'interno del Comune. Si parlerà a 360 gradi per quanto riguarda l'acqua e anche di eventuali proposte che verranno fatte, soprattutto per quanto riguarda l'aspetto irriguo dell'aspetto dell'acqua. Presentata ieri a Venezia la candidatura della nostra regione a riferimento in Europa per lo sport il prossimo anno. Il dossier è pronto, in perfetta sintonia con l'assegnazione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Numerosi i sostenitori di questa candidatura. Nella pratica sportiva il Veneto è al secondo posto per numero di tesserati e al terzo per numero di società, mantenendo una posizione di rilevanza a livello nazionale. Da questa mattina a Palazzo Barbi a Venezia è stata ufficialmente lanciata la candidatura del Veneto alla Regione Europea dello Sport per il 2024. Si tratta di un riconoscimento proposto da ACES Europa, associazione no profit con sede a Bruxelles, che opera in sinergia con la Commissione europea. La candidatura del Veneto è proposta dalla Giunta regionale, come spiega l'assessore allo sport Cristiano Corazzari. È una grande opportunità per la nostra regione e il Veneto è una regione di sport e di sportivi, quasi 500.000 atleti tesserati nelle varie discipline, decine di migliaia di società sportive e di realtà che operano anche nel mondo del volontariato legato allo sport. Si tratta di un valore eccezionale per la nostra comunità in termini di qualità della vita, di prevenzione delle malattie, di miglioramento anche del rapporto di coesione sociale. Ci sono poi i grandi eventi nella nostra regione. Le Olimpiadi di Milano Cortina che ci aspettano nel 2026, fortemente volute dal Presidente Zaia. Con questa candidatura andremo a promuovere un programma di valorizzazione di tutto ciò che è sport del Veneto, sia in termini di attività, sia in termini di pratiche sportive, in termini anche del nostro patrimonio impiantistica e speriamo naturalmente che questa candidatura metta al centro lo sport del Veneto. Ecco come è nata la candidatura del Veneto, ora al via i primi sopralluoghi della Commissione agli impianti a partire da lunedì. Rosanna Conte, veneta di Treviso, non si è fatta scappare questa idea, pertanto si è impegnata immediatamente parlandone sia con l'assessore sia col Presidente della Regione Zaia. E quindi la candidatura è partita da Bruxelles, è arrivata qua nel Veneto, hanno fatto un ottimo lavoro l'assessore Corazzari e pertanto possiamo dire che a Bruxelles, al Parlamento europeo, a dicembre quasi sicuramente ci sarà presente la Regione Veneto. Continua a tenere banco a Venezia il dibattito sulla regolamentazione degli affitti turistici. Cafarsetti lancia un appello al governo perché si diano più poteri alle amministrazioni locali. In Italia le città metropolitane sono 14 e tutte chiedono la stessa cosa al governo sul tema degli affitti brevi. Venezia è soddisfatta della bozza di regolamento fatta circolare dal ministro Santanchè nell'ultima riunione, ma chiede che ai comuni vengano concessi più poteri sulla materia. Un potere dato ai comuni di intervenire sulla materia. Oggi i comuni questo potere non lo hanno ed è evidentemente un problema. L'intervento dei comuni deve essere ovviamente non punitivo, non discriminatorio, non deve ledere i diritti acquisiti, deve però evitare che da qui ai prossimi 20 anni il grosso degli appartamenti che si liberano per morte o per abbandono dell'appartamento stesso finiscano solo unicamente nel mercato turistico. E insieme a una regolamentazione sugli affitti che torni di più nelle mani dei comuni, occorre aggiungere altri strumenti che contribuiscano a tutelare le città. Che è riportare il lavoro nelle città storiche, riportare le funzioni nei centri storici e dall'altra parte anche riqualificare il patrimonio comunale abitativo dei comuni in Italia e anche su questo chiediamo appositi finanziamenti al governo. Vanno bene il registro unico nazionale, la permanenza minima di 2 giorni prevista dal governo, ma ora serve un passo in più, per esempio avere un potere specifico in alcune parti della città. Basta una frase molto semplice: i comuni metropolitani o i comuni ad alta tensione abitativa possono introdurre particolari limitazioni o regolamentazioni su porzioni del territorio o su tutto il territorio comunale. E a
proposito del tema degli affitti brevi, c'è proprio una dichiarazione di questa mattina del ministro del turismo Santanchè che annuncia, dice, sugli affitti brevi per adesso abbiamo fatto tavoli di lavoro con i sindaci delle città metropolitane, con tutti gli addetti ai lavori, le associazioni di categoria, i player. Adesso la prossima settimana ho il tavolo con tutti gli assessori del turismo. Bisogna avere buon senso, ha ribadito il ministro Santanchè, bisogna assolutamente normare perché c'è un far west, ma non criminalizzare, perché se la domanda e l'offerta si incrociano vuol dire che dovremmo fare una riflessione che forse in Italia bisogna investire sulle strutture ricettive, ovvero gli alberghi. Io sono assolutamente favorevole per chi ha una casa, al massimo 2, che possa usufruire degli affitti brevi per arrotondare il reddito. Questo dunque le parole del ministro Santanchè, che dunque ha annunciato un incontro, un vertice con gli assessori regionali al turismo. Vedremo quelli che saranno gli sviluppi su questo tema particolarmente delicato per le città d'arte, in particolar modo proprio per la nostra Venezia. Siamo in chiusura, vi ricordo che l'informazione di Antenna 3 torna questa sera a partire dalle 18:30 con l'edizione regionale del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.